Il leone all'atto, Pierpaolo Beccic di San Servolo. Continuiamo a leggere questo bel libro. Questo nonno che invece incita il nipote ad andare avanti, a credere in se stesso, è una cosa bellissima. Tu vai avanti, volere è potere e volare anche. Incassato il sorriso complice del nonno, si avvia alla porta, ma il nonno lo ferma. Ascolta, ormai ti autosostieni economicamente e le prospettive sono quelle di aumentare il tuo stipendio. Dopo l'una tantum che ti hanno aggiunto in busta paga a dicembre. Logico che non puoi permetterti degli extra, ma il tuo vecchio nonno che se ne fa di soldi che ha messo via, io come te sono impaziente e ti prego, lascia che io ti dia i soldi per compiere questa missione. Preferisco vederti realizzare i tuoi sogni ambiziosi ma sensati, piuttosto che vederti ereditare 4 soldi quando non ci sarò più, magari campo 100 anni e ti tocca anche aspettare. Ben inteso, questa è una cosa tra me e te. Leon lo ascolta fissandolo con i suoi enormi occhi azzurri. Poi a uno scatto gli si avvicina, lo solleva abbracciandolo, gli esce un grazie che sottintende molto, molto, molto di più. Passano ancora diversi mesi, quel nuovo lavoro lo prende molto e spesso è via per andare a visitare dei potenziali fornitori di tecnologia. Gli incontri con Mark si sono alquanto rarefatti perché entrambi molto occupati. Leon fa tesoro di quella visita alla Yonkers che gli è rimasta come riferimento di eccellenza e in diverse occasioni ad essa si ispira nel concreto di decisioni da dover prendere. L'attesa che maturino le condizioni per realizzare quel sogno è così molto più sopportabile e anzi passano perfino intere settimane senza che lui neanche ci pensi. Un venerdì mattina ricevo un messaggio di Mark. Ehi, come va la vita? Vorrei parlarti appena puoi, anche stasera, per una birra, dopo le 6. Leon e Marchi, sedute dopo tanto tempo in quello stesso locale, uno dei pochi del circondario. Mark si schiarisce la voce ed esordisce. Ci stiamo sentendo da un po' con la direzione dell'aeroporto Nicelli a Lido di Venezia. Ci siamo incontrati recentemente ad un Expo internazionale dell'aeronautica in Svizzera. L'aeroporto di Lido ci ha appena fatto sapere di aver accettato di condividere la nostra missione, che ha un senso e un valore storico, ben spendibile nel marketing, e ci ha proposto delle date e un programma di 3 giorni lì a Venezia. Volevo che tu lo sapessi perché l'idea era stata tua. Il pilota sarà uno dei nostri esperti collaudatori e abbiamo pensato, se ti fa piacere, che potresti esserci anche tu a bordo, dato che sei pilota. A titolo personale e autosostenendo le spese di vitto e alloggio ovviamente, nonché stipulando una tua polizza privata perché sarai a bordo di un nostro velivolo aziendale. Improvvisamente Leon aveva sentito un ronzio nelle orecchie, la testa gli girava e il cuore picchiava duro. Detestava sentirsi fuori controllo, ma era proprio quello che stava succedendo. Si trovava impreparato a quell'ascolto, eppure si trattava della realizzazione di un sogno di 2 anni prima. Tutto bene, signore? Scherzò Mark provando a rompere il silenzio di quel volto impietrito. Sono felice per voi, la Yonkers intendo. Certo che sono contento, non me lo sarei aspettato. Ecco, solo il tempo di fare 2 conti è un'occasione unica. Ti va bene se te lo devo dire tra 2 ore? Era talmente serio che Mark trovò molto comica la situazione e rise a lungo mentre uscivano dal locale. Guidare quella vecchia Audi adesso era come volare. Avrebbe potuto percorrere quei pochi chilometri da lì a casa, anche a occhi chiusi, ma prevalse il pragmatismo e decise di rallentare e rispettare i limiti di velocità. Leggo questo bellissimo libro, guardate che è molto bello questo amore del nonno per il nipote che va contro anche i genitori, i suoi figli pur di aiutare questo ragazzo a diventare un numero 1, l'importanza dell'ascolto. Saluto e ringrazio il dottor Agostino Miozzo collegato con noi da Roma, comitato scientifico. Che piacere rivederla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora cosa ci dice l'Ebola, la rabbia, chi ha più ne metta? Cosa sta succedendo? Perché ci leviamo una rogna di torno e ne arrivano altri. Ci dicono tutta la verità, non lo sappiamo, vaccini sì, vaccini no. Prego, dottor Miozzo. Ci dicono tutta la verità è che sono episodi e eventi che sono sempre accaduti nella storia
del genere umano. I virus esistono, fanno parte della dimensione del mondo vivente. Ogni tanto colpiscono e colpiscono malamente. Abbiamo una bella memoria, no, della pandemia di Covid di 6 anni fa. Ogni tanto la razza umana è in grado di combatterli in maniera efficiente ed efficace, qualche volta un po' meno. Questo nuovo virus sì, è pericoloso, è importante, è significativo, ma non dovrebbe, perlomeno al momento, non dovrebbe destare preoccupazioni. Le preoccupazioni sono quelle di poterlo bloccare e limitare nei paesi del Centrafrica, da dove si sta sviluppando. In quelle realtà sta facendo molti danni, ovviamente, però per il momento è particolarmente limitato a quelle zone e non interessa il resto del mondo. Dottor Miozzo, la pandemia è riuscita a far capire l'importanza della prevenzione dei vaccini oppure ci sono ancora queste aree ancora vergini che non credono ai vaccini, che non vogliono vaccinarsi, ecco, specialmente in un momento così delicato? Cosa vedete voi? Ma lei le chiama aree vergini, io le chiamo aree di stupidità e di ignoranza assoluta, perché i vaccini sono stati un'evoluzione della scienza medica straordinariamente importante, che ha consentito di arrivare a quella che è oggi l'aspettativa di vita di gran parte dell'umanità. Se noi oggi abbiamo un'aspettativa che va oltre gli 80, i 90, arriva, quanti sono i centenari che vivono nel nostro paese, lo dobbiamo anche a questa straordinaria scoperta che sono i vaccini. I vaccini sono come i farmaci, sono come ogni presidio sanitario, sono efficaci, hanno degli effetti collaterali, qualcheduno può avere effetti collaterali, purtroppo qualche volta in casi rarissimi hanno degli effetti collaterali seri, importanti, fino alla morte, per essere precisi. Però questo non significa che per contro riescano a salvare invece migliaia e migliaia di persone. I vaccini utilizzati per il Covid questo effetto hanno avuto, hanno salvato migliaia di persone, purtroppo hanno anche avuto dei casi di effetto collaterale gravissimi, che diciamo così sono inevitabili. Anche l'aspirina, il farmaco più utilizzato nel pianeta, in alcuni casi ha degli effetti collaterali piuttosto importanti. Quindi è importante bilanciare quelli che sono i rischi rispetto ai vantaggi che questo tipo di farmaco, questo tipo di presidio sanitario riesce ad avere nei confronti di questa patologia. Dottor Miozzo, non pensa che forse quando si tratta di problemi di salute pubblica così gravi, così importanti, dovrebbero parlare solo addetti ai lavori autorizzati dal Ministero della Salute? Lei sorride e mi viene da piangere, professor Miozzo, perché veramente l'informazione è quella che è purtroppo, e soprattutto perché stiamo parlando di una cosa serissima, stiamo parlando della vita o della morte di una persona. Come mai non si fa e si lascia che anche l'ultimo politico che arriva dica la sua, ognuno sa? È come sulla storia del nucleare. Io ho dei fisici, ma importantissimi, professor Miozzo, che dicono: ma di cosa parlano questi? Ma sanno cosa vuol dire nucleare in Italia? Eppure sembra che il nucleare domani venga fatto, ma lo sentiamo dalla politica, gli esperti non li sentiamo. Non le sembra che questo Paese invece ha bisogno di un'informazione corretta e importante e soprattutto fatta dalle persone autorizzate che conoscono il problema? Beh, io non posso che condividere al 1000% quello che lei sta dicendo. Il vero problema però è un altro. L'epoca dei social media hanno stravolto la comunicazione, soprattutto la comunicazione istituzionale. Ce ne siamo accorti durante la pandemia di Covid, quando non tanto nelle prime settimane, perché nelle prime settimane, fine febbraio, fino all'inizio del lockdown nazionale,
mondiale, la paura, lo shock era così grande, così importante che il sistema è riuscito ad avere una comunicazione istituzionale che prevaleva su tutto. Ma quando le condizioni sono andate migliorando, è emerso il sistema delle comunicazioni dei social media e bisogna essere chiari su questo. Probabilmente le istituzioni non erano preparate a vivere e convivere nella comunicazione con i social media, e voi che fate comunicazione siete super esperti e sapete quante migliaia di dottor Google si sono improvvisati esperti di virus, esperti di pandemia, esperti di epidemiologia, così come oggi si improvvisano esperti di nucleare piuttosto che di conflitti nel Medio Oriente, piuttosto che di qualsiasi altra cosa. Basta digitare 4 cavolate su Google, andare sull'intelligenza artificiale e tu hai subito delle risposte pronte che ti consentono, con la presunzione degli ignoranti naturalmente, che ti consentono di entrare nel dibattito collettivo. Purtroppo c'è da dire che le istituzioni erano forse impreparate a convivere con i social media. Avremmo dovuto essere più attenti, più preparati, sapendo che la comunicazione oggi non passa attraverso i canali tradizionali. Fino a qualche anno fa, non dico secoli fa o decenni, fino a qualche anno fa era sufficiente un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio per dettare il verbo di quello che stava accadendo. Oggi il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio lo leggiamo in 10 persone, non lo legge nessuno. La stragrande maggioranza delle persone guardano Facebook, X, Twitter, tutta sta roba qua, e quindi è più efficace ed efficiente un influencer di quanto sia la comunicazione di un professionista, di uno scienziato di settore. Allora dobbiamo veramente fare uno grande sforzo, soprattutto le istituzioni devono fare un grande sforzo per imparare a entrare con autorevolezza nel meccanismo comunicativo. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. È il professor Dalla Gionde, credo che dice. E dice la verità, purtroppo diamo troppa importanza a gente che neanche non sa niente. E la medicina, la ricerca, i virus, tutti questi antibiotici, robe che fa, e ne porta a vivere fino a 80-90 anni, una volta 60, e moriva e non si sapeva neanche che cosa, gli dava colpa al tifo, ai capi di Lavagna. Adesso è scienza che si progredia, grazie a questo qua, a questa gente che studia, questi scienziati, che studia, e ne va a portare a vivere bene o più che bene, va bene, fino anche a 80-85 anni. E da cosa tiene? Tutta questa gente che si contro questi problemi qua, bisogna gli schedarli, e quando chi va male non seguirà il vaccino, si anda, chi va da su un'altra parte. Ma è una cosa si poteva parlare. Ma non vi dico te, come poi un milite, era un disastro, non portava neanche i figli fuori a fare una passeggiata perché si vergognava i genitori. Va bene, ma non sei passato 100 anni, 70-80 anni fa siamo venuti a parlare, Mirella, e tu lo sai molto bene. Cos'è che come noi altri, che diffonde tutto, che sappiamo tutto, siamo in man buone come il dottore, quel professore, che alla fine Mirella, perché non penso che lo faccia per i soldi, e lo fa per il cuore che ha di aiutare la povera gente. E siamo sulle mani questa gente, ma siamo nei mani di gente compagno di questo professore. Mi sento no tranquillo, ancora di più. Voglio nel animo, ancora non mi interessa. Però sono rimasta all'età che ho vissuto bene, ho lavorato tanto, ho fatto tutto, però ho avuto una bella vita, grazie a loro. Perché mio papà è morto al 67, mia mamma 70, mio zio 60, daremo tutti a 65 e tirare gli spagni. E di cosa stiamo? Dobbiamo solo che ringraziare sta gente e metterli in condizione, di studiare ancora di più e aiutarli anche economicamente. E basta. Una volta e peste e pestilenze, e deve sempre stare,
fin anni fa. L'unica roba che faceva è serenissima, e ha fatto l'isolamento, i lazaretti, che era una roba importante. Più di quello che era. Adesso che c'è di tutto, ma mica non me ne intendo di queste robe qua. Ascoltavo per sempre il professore. Una volta andavamo da un medico, il medico di famiglia cosiddetto. Quando andavamo a vedere, bastava che guardarlo, e te rincuorava, e te spiegava, e te diceva di tutto, che andavi fuori, ti eri già guarito. Adesso è cambiato tutto, sempre meglio, però non è più medici della volta, Mirella. Il medico, tanti medici, guarda solo quel profitto. Vede medici che la barca da 500.000 euro, vede medici che va a Cortina, che va su tutti i più bei ristoranti hai a spendere 1 milione, o se non una bottiglia di champagne del gruppo. Sì, ma non andiamo fuori euro. tema, parliamo adesso di cose importanti. Grazie Rinaldo, perché sennò poi giriamo attorno. Invece il problema è quello della salute pubblica, come combatterla, nonostante questo dottor Google che veramente sta imperversando, e veramente dobbiamo anche capire che invece dobbiamo ascoltare gli addetti ai lavori. Grazie Rinaldo. Però professor Miozzo, la chiamo professore perché ha sentito che la chiamano professore, a me piace chiamarla professore. Professor Miozzo, quello che però spaventa è che ci sono dei medici che continuano a insistere su questo vaccino che non va bene, che addirittura noi in regione abbiamo anche un consigliere regionale, un medico, che invece sta cercando di avere anche un supporto per quelli che hanno avuto problemi con il vaccino. Allora capisce che la fragilità poi diventa molto grande, diventa specialmente sulle persone deboli, quelli che veramente fai da te, o all'amico dell'amico, oppure la paura che secondo me regna sovrana. Sto bene, cosa vado a vaccinare mio figlio, ecco, sta così bene, così bello, senza pensare poi i rischi che si corre. Però dobbiamo parlarne, non c'è niente da fare, perché io sono convinta che non parlare e non mettere il dito nella piaga non va bene assolutamente. Saranno anche pochi, ma bisogna insistere nel spiegare. Cosa ne pensa, professore? Che un medico abbia dei dubbi, abbia delle perplessità, è più che legittimo, anzi è segno di serietà intellettuale. Se le perplessità e i dubbi sono alla ricerca diciamo così, di quella scienza che noi riconosciamo tale. Se un medico si affida a delle invenzioni o a delle ipotesi, a delle supposizioni, è un'altra roba. Cercare supporto per quelli che hanno avuto problemi con i vaccini è un obbligo, non è legittimo. È giusto che questo accada, dare supporto, dare tutta l'assistenza possibile e immaginabile, dare qualunque intervento per coloro che hanno avuto problemi col vaccino è un obbligo delle istituzioni. Questo non significa disconoscere la validità del vaccino, come ci dicevamo prima. Il signore che è intervenuto pochi minuti fa ha detto una cosa sostanzialmente vera, molto vera. Fino a qualche tempo fa se vivevamo fino a 60 anni, oggi, come vi dicevo nell'introduzione, l'aspettativa media è andata avanti di molto. Allora, quei genitori che evitano di fare i vaccini ai propri figli si prendono una grande responsabilità. Uno, per il proprio figlio, che potrebbe essere vittima, drammaticamente vittima di poliomielite, di morbillo, di qualunque di quelle malattie che fortunatamente la vaccinazione ha debellato. Ma non fa solo questo, non crea solo questo disastro, crea il disastro di abbassare il livello di resistenza della comunità, perché più numerose sono le persone diciamo così colpite e non protette, e più grave è la diffusione di una potenziale malattia che rischia di ritornare. La poliomielite è una di queste, è una di quelle malattie che non è stata completamente debellata.
è stata debellata quando ti fai la vaccinazione, non corri più il rischio se ti vaccini, ma se non ti vaccini sono problemi, perché rischi gravi per te stesso, come dicevo, e per la comunità in quanto tale. Quindi che ci siano i medici che poi vanno, quelli che diceva il vostro ascoltatore, vanno a Cortina, bevono champagne, vabbè, quello fa parte diciamo così, il folklore di qualcheduno che vive oltre la dimensione che gli dovrebbe essere compatibile, ma questo è un altro problema. La stragrande maggioranza della classe medica nel nostro paese è fortunatamente ancora una classe medica attenta, responsabile, che comprende il proprio mandato e il proprio servizio nella comunità. Certo è che la recente pandemia ha dimostrato la sostanziale crisi del servizio di medicina, della medicina di base. Il medico di famiglia, il tradizionale medico di famiglia è entrato molto in crisi, molto in crisi. Il medico scolastico non c'è più, e quanto utile sarebbe stato avere il medico scolastico durante la pandemia per aprire con più tranquillità le scuole, per far sì che i ragazzi tornassero il prima possibile nel loro ambito naturale, invece di restare a casa nella propria stanza quando avevano una stanza quei ragazzi a loro disposizione. Quindi la pandemia ha messo in evidenza tutte le criticità del sistema sanitario, che negli ultimi decenni sicuramente è entrato in sofferenza. Mi auguro che la lezione appresa sia ampiamente studiata e venga considerata per il futuro. Qualche segnale c'è, non moltissimi, ma qualche segnale positivo c'è. Vede, professor Miozzo, lei ha detto una cosa importante, ha toccato un tasto che mi sta molto a cuore, che è la salute pubblica, specialmente dei bambini. Il medico scolastico, ad esempio, ecco, sarebbe importantissimo, ha detto lei, ma noi assistiamo a una scuola a pezzi, mancano i medici, gli insegnanti di sostegno, ma perché non li prepariamo? No? Che noi abbiamo degli insegnanti, ma che non dovrebbero essere di sostegno perché non sono preparati a fare questo. Il problema è che poi sentiamo che dal PNRR, anche ieri, ad esempio, il comune di Padova ha messo veramente in pratica con i soldi del PNRR, che sono 500 milioni, 500 solo a Padova, per fare il tram. Per carità, col tutto rispetto per l'alta velocità e tutto quello che ne segue, ma noi sentiamo delle cifre pazzesche. E poi sentiamo addirittura, siccome noi abbiamo preso tutto, sia quei soldi a fondo perduto che quelli che dobbiamo restituire, che non siamo stati in grado di presentare dei progetti validi, perciò dovremo restituire i soldi. E lei ha detto una cosa fondamentale: scuola, ragazzi, futuro. Ma perché non si fa questo? Eppure abbiamo delle eccellenze, ma veramente eccellenze che il mondo ci invidia, di ricercatori, di tutto. Cosa sta succedendo nel nostro paese? Allora, o abbiamo una classe che governa incompetente, ma ne abbiamo avute tante, non è che dobbiamo andare a prendere l'ultima dai governi tecnici, perché noi ci ritroviamo con dei geni. Io sto leggendo questo libro, come lei avrà sentito, di questo bambino che fin da piccolo aveva questa creatività. Per fortuna che c'era questo nonno che lo ascoltava, lo supportava e l'ha aiutato a diventare uno dei più grandi ingegneri, ha costruito uno dei più grandi aeroplani. Però non può funzionare sempre così. Già abbiamo pochi bambini, i diversamente giovani sono abbandonati tantissimo a se stessi. Voi non avete idea, telefonate che io che ricevo tutti i giorni, però la ricerca va avanti e fa passi da gigante. Però bisogna vedere dove e come. C'è informazione, sai, no, io devo invitare, come anche altre trasmissioni, per carità, non dico di essere l'unica, per far capire la situazione attuale com'è, perché noi sentiamo la paura che regna sovrana, soprattutto devo fare la vaccinazione, non la devo fare. Allora, professore, non sarebbe utile di iniziare a fare anche nelle scuole, come sta dicendo lei, non trovarsi a settembre con i soliti problemi,
l'informazione corretta per quanto riguarda la salute, perché questi bambini e questi giovani diventeranno i futuri anche ricercatori, i futuri medici, futuri scienziati, futuri politici, ma dobbiamo iniziare da piccoli, perché è inutile iniziare quando hanno 20 anni e dire ma cosa stai facendo? Non le sembra che forse c'è qualcosa che non va nel nostro paese con questa creatività che abbiamo nel DNA che tutti ci invidiano? Prego. Lei mi fa una domanda complessa che prevede una risposta che duri almeno 16 ore. Cerco di risponderle in mezzo minuto. Allora, la classe politica, cosa succede nel nostro paese? Diciamo così, una cosa importante che condivido con lei, non è certo questo governo, il governo precedente, responsabile del disastro della scuola, del disastro della sanità. Quelli sono disastri che hanno una storia antica nel nostro paese, quindi coinvolgono tutte le gestioni politiche che si sono succedute, che in un modo o nell'altro hanno avallato la distrazione, dando priorità in altri settori e non capendo che essere distratti nella formazione, essere distratti nella preparazione dei nostri giovani è una cosa gravissima. Lo abbiamo visto, e io ritorno sempre al Covid perché ho vissuto in qualche modo da protagonista quel periodo, con quale distrazione si guardava alla scuola, preferendo l'apertura dei supermercati all'apertura delle scuole. Molte regioni aprivano i centri commerciali ma tenevano chiuse le scuole, con un criterio veramente delirante, per cui i ragazzi che nella scuola comunque erano in una condizione di protezione, dovevano rispettare le regole, il distanziamento, la mascherina, una cosa nell'altra, non andavano a scuola perché le scuole erano chiuse, però potevano andare nel centro commerciale. Era una cosa assolutamente demenziale, però questo è successo e questo fa capire quanto ci sia di distrazione nei confronti della scuola, ma storicamente, tradizionalmente. Se devo fare un commento sulla Regione Veneto, mi creda, io ho avuto l'esperienza straordinaria di vedere all'opera, e non faccio un commento politico perché non mi interessa, oltretutto io non ho mai votato Lega, per cui però vi posso dire che l'allora presidente della vostra regione, il presidente Zaia, dal mio punto di vista è stato uno dei migliori politici che ha saputo gestire e governare la pandemia in maniera intelligente, con un approccio assolutamente umano, personale. Lo vedevo al chiodo, come si suol dire, H24, proprio coinvolto in tutto, dalla mattina alla sera. Era uno degli interlocutori che noi avevamo privilegiati a Roma dal punto di vista dell'interlocuzione politica. Chiuso la parentesi del commento positivo, che ripeto non è politico, è un commento alla persona del presidente Zaia, vi devo dire che la questione è complicata. La classe politica certamente deve imparare a considerare la prevenzione, il percorso scolare, la formazione nella scuola è fondamentale. Faccio un esempio da protettore civile. In Giappone inizi a 2 anni, quando entri nell'asilo, a fare le esercitazioni nei confronti dei rischi naturali, siano essi il terremoto, siano essi l'alluvione, l'incendio o quello che volete. Inizi da 2 anni. E da 2 anni vai avanti e fai un'esercitazione praticamente tutti i mesi, 10-20 volte l'anno. Quando arrivi ad avere 20 anni, quando arrivi ad avere 30 anni, hai passato la tua vita esercitandoti, capendo che cos'è il rischio. Questo significa che quando costruirai una casa per te, per la tua famiglia, per i tuoi figli. Quella casa sarà una casa costruita con criteri, perché sai che cosa significa il rischio terremoto, sai che cosa significa il rischio alluvione, perché l'hai vissuto. Nella scuola ti hanno formato, ti hanno educato al concetto di prevenzione, e questo vale in tutti i settori, non solo nell'ambito della protezione civile, vale nella sanità, vale nell'industria, vale nell'economia, vale dappertutto. La prevenzione è un processo, non è una pillola che si dà una volta tanto, è un percorso formativo. Ecco perché
il mondo della scuola è un mondo fondamentale se vogliamo preparare i nostri ragazzi a saper affrontare con intelligenza, con capacità e con quell'adattamento che riduce la loro vulnerabilità nei confronti degli insulti esterni. Il rischio è qualcosa che deve essere conosciuto, dobbiamo conoscere l'ambiente, sapere dove viviamo, come viviamo e quali sono i rischi potenziali, ma questo lo fai solo se cominci da piccolo nella scuola ad essere formato in questo ambito. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Io sono rimasto basito quando ho visto delle immagini che arrivano da dentro l'ospedale di Vimercate, che era un ospedale enorme, e hanno fatto un altro ospedale col project financing e quest'altro qua è rimasto vandalizzato. Addirittura una TAC è stata incendiata dai vandali. Allora, ma com'è possibile che per prendere i soldi dell'affitto dell'ospedale abbandoniamo gli ospedali che sono già pagati? Questa è la realtà. Quando vi votate le destre, votate il project financing, andate mettete in una situazione i vostri figli di pagare l'affitto negli ospedali, no? E quando gli ospedali erano già pagati e quell'ospedale lì che è enorme, era 1000 posti dentro, è stato praticamente vandalizzato, ma in più hanno spostato le tegole perché entri acqua, spaccano i vetri, ne hanno fatti tutti i colori. Un ospedale che funzionava per andare a pagare l'affitto a una cordata imprenditori. Io sono allibito di come si fa prendere in giro il popolo italiano. Guardatevi bene quando pensate a destra, pensate al project finanzi, perché è solo un problema, perché l'ospedale è già pagato, lo abbandonano e viene vandalizzato. Ma vi rendete conto una TAC vandalizzata? Costa dei 30, quanto costa una TAC? 3 milioni di euro, non so. Buona giornata signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino, io vorrei ritornare invece per quanto riguarda la prevenzione e soprattutto l'uso dei farmaci. Allora molti genitori no, alcuni genitori no al vaccino anti-Covid, però integratori sì, antibiotici sì, aspirina sì, tachipirina sì. Anche questa è una cultura che dovremmo iniziare a capire. Io ho avuto ospite diverse volte il professor Garattini, anche lui dice troppo uso di antibiotici, non parliamo di integratori, per lui sono acqua fresca, però giustamente dice se uno ci crede che se li prenda non c'è nessun problema. Io dico quello che so e che secondo me va detto. Però l'uso degli antibiotici veramente quello preoccupa. Cosa ne pensa? C'è abbastanza informazione? Ecco, come lei dice, anche a scuola sarebbe molto utile questo medico scolastico. Chissà che a furia di accelerare, professor Miozzo, qualcuno riesca a capire l'importanza di quello che stiamo dicendo e di questa figura che è fondamentale, perché parli con i ragazzi, senti cosa apprendono, cosa usano a casa, i farmaci. Ecco, mi ricordo quel ragazzo, professor Miozzo, che mi ha detto, sai Mirella, a mia mamma mi vieta di fare la canna e mio papà è ubriaco dalla mia sera, mia mamma si pastiglia dalla mattina a sera e io devo avere problemi a farmi una canna. Ecco, visto come ragionano i genitori, l'esempio in famiglia. Cosa ne pensa, professore? Dunque, mi faccia spendere un secondo per commentare l'intervento precedente. E non si tratta di destra o sinistra, perché quando accadono questi eventi si tratta di responsabilità politica di colui che è al potere in quella regione, in quella città, in quel luogo. Se qualcuno consente un disastro come quello che è stato descritto, perché è un irresponsabile, che sia di destra o di sinistra, è un irresponsabile. Ma mandare al vandalismo, consentire il vandalismo su proprietà che sono proprietà della comunità è un atto di irresponsabilità che non ha colore, ha semplicemente il termine, è una colpa grave. Detto questo, torniamo a quello che diceva sul tema integratori, non integratori, antibiotici. Certo è, e credo che il professor Garattini è uno dei migliori interpreti della scienza ufficiale e della vera e riconosciuta scienza del nostro paese. Siamo un paese che
corre dei rischi con la resistenza agli antibiotici, perché per anni, per decenni, gli antibiotici sono stati come l'aspirina, si poteva dare il Bactrim andava bene in qualsiasi occasione, no? La penicillina, quello che volete voi, si poteva dare appena avevi un po' di mal di gola, prenditi un antibiotico. Grande disastro, perché questo ha alimentato e ha fatto crescere quelle che si chiamano appunto batteri, le resistenze dei batteri agli antibiotici. Oggi dobbiamo avere generazioni di antibiotici sempre più sofisticate e più importanti che superino le resistenze. Sul tema degli integratori, basta vedere la televisione, basta vedere le pubblicità che stanno inondando le televisioni sulla capacità magnifica di questi integratori, che se tu hai 50 anni e ti prendi quella boccetta magnifica che contiene 35-36 integratori, che poi nessuno sa che cosa siano, che effetto hanno, però il numero, quello che colpisce è il numero degli integratori, perché c'hai 35.000 miliardi di elementi che ti entrano nell'intestino, e l'intestino da rosso diventa verde, no? È una roba che colpisce il numero, non la sostanza e l'effetto, perché poi basterebbe mangiarsi uno yogurt. Professore, poi continuiamo, perché sennò sa come funziona. Abbiamo Cristian da Spinea. Vai Cristian. Buongiorno Mirella, buongiorno. Buongiorno. A tutti voi, a tutto lo studio. Volevo appunto fare una riflessione anch'io a riguardo, relativamente al discorso che si stava parlando di integratori, di medici e quant'altro. Se si deve pensare che mi ha fatto il confronto tra i farmaci del Covid piuttosto che gli antibiotici, si deve pensare che per un occhi serve ancora la ricetta medica, per un medicinale sperimentale invece è stato dato tutto gratuitamente ancora prima. Per i bambini sono stati sospesi dei pediatri perché dimostravano che si è elevato il livello di autismo, e c'è stato il silenzio da parte dei media e delle stampe varie. Ora, se uno scienziato viene sospeso perché porta un messaggio diverso da quello che vuole essere magari tramandato dal mainstream, bisogna pensarci, io dico, no? A che cosa sta accadendo in questo paese come a livello europeo. Quindi la riflessione va fatta lì, perché o uno scienziato è uno scienziato o non lo è. Allora perché dar peso a una persona che fin l'ora di ieri, finché accomodava quello che diceva, allora andava bene, poi quando dà un messaggio diverso con dati e chiaramente con prove di confronto, viene sospeso, radiato, taciuto o anche in casi estremi messo all'angolo. Cioè, io vorrei portare questo di riflessione. È la stessa cosa che deve partire dall'istruzione di base. Dobbiamo partire a capire se le persone, il lavoro che stanno facendo è un lavoro ancora di passione che gli piace, o se lo stanno facendo per ormai completare i loro debiti, pagare il mutuo e via dicendo, perché è qui l'errore che è nella società. Non ci sono più punti di riferimento, ok, nella società, neanche per i ragazzi, perché ovviamente si sta estremizzando da un capo all'altro tutti quanti. Quindi la riflessione io vorrei portarvela a riguardo. Gli integratori sono una cosa anche sportiva, se chiaramente specificata nel senso di faccio sport, quindi ne so, magnesio, potassio, piuttosto che integrazione di vitamina C, visto che nell'alimentazione è sempre più sintetica e quello che si mangia è difficile integrare dei principi a riguardo. Bisogna anche suddividere da quello che sono magari delle porcherie, delle cose più spinte commerciali rispetto a delle cose più sane. Però non confondiamo un antibiotico che è stato storicamente studiato, provato per decenni, rispetto magari ad altri farmaci che sono stati sospinti senza nessun criterio e sono ancora in evoluzione, perché ad oggi è silente, ma ci sono tante persone che stanno male dopo i medicinali sperimentali dati del Covid, e la sanità nemmeno ricopre dai danni degli effetti collaterali. Questo chi è che lo dice? Cristian, scusa se te lo chiedo, sei un Novax? Io non sono un Novax, io ho fatto i vaccini
quelli che ritenevo opportuni, ma non quelli ancora sperimentali. Molto chiaro, ti ringrazio Cristian anche della telefonata, perché è giusto anche avere il contraddittorio e sentire, ecco, le varie riflessioni. Prego, professor Miozzo. Ma credo che l'ascoltatore ha fatto delle considerazioni assolutamente legittime, non mi colpiscono più di tanto. Vorrei però in questa sorta di dialogo contestualizzare un attimo contestualizzare la storia. Se vi ricordate, alla fine del 2020 c'era la terza ondata di Covid, c'erano migliaia di persone che morivano, gli ospedali erano ancora sovraccaricati, le scuole erano chiuse, la situazione era ancora universalmente straordinariamente critica e negativa. Io ricordo che a quell'epoca noi aspettavamo i vaccini che erano in produzione, li aspettavamo come la manna dal cielo, qualunque fosse, e pochi si ponevano il problema, diciamo così, degli effetti collaterali. Era più importante avere il vaccino, immaginando che comunque qualche valutazione di impatto e di criticità quel vaccino avrebbe dovuto averla prima di essere messo in commercio. Qualche valutazione che necessariamente è stata una valutazione, diciamo, che quantomeno dal punto di vista temporale molto ristretta, perché quel vaccino è stato prodotto in pochi mesi. Quindi quando storicamente la produzione di vaccini, con gli studi longitudinali, con le valutazioni sugli effetti collaterali eccetera, prendono di solito anni. Però eravamo in una situazione di crisi, eravamo in una situazione di estremo stress, i farmaci sperimentali, anche quello bisogna stare attenti a ragionare con il senno di poi, perché il senno di poi è sempre molto pericoloso. È utile ovviamente analizzare il dopo, cercando di capire quali sono stati gli errori, quali sono state le criticità, quali sono stati i punti negativi, ma però bisogna anche cercare di ritornare indietro nel tempo e ricordarci come eravamo in quel momento dato, quali erano le pressioni, che cosa stava succedendo. Io ricordo che c'era gente che andava all'estero a comprare, che si comprava il vaccino russo, il vaccino cinese, che qualunque cosa andava bene pur di iniettarsi qualche cosa che aveva la speranza di protezione nei confronti del Covid-19. Allora, anche questo, chi ha testato il vaccino, lo Sputnik, se ben ricordo, il vaccino russo? Eppure c'è stato un momento nel quale a San Marino si poteva comprare il vaccino russo. Allora, ripeto, quello non era una follia di qualche benestante che si poteva permettere di andare a San Marino piuttosto che a Mosca e comprare il vaccino russo. Era la disperazione di tanti che guardavano a questa ipotesi per cui qualunque cosa andava bene pur di essere protetti. Detto questo, è importante, non ho avuto la percezione che il signore che è intervenuto fosse un cosiddetto Novax. È una persona che fa delle considerazioni assolutamente legittime rispetto alle criticità potenziali che nuovi prodotti, nuove situazioni, nuovi percorsi terapeutici possono dare. La storia degli antibiotici la conosciamo tutti, ha salvato l'umanità e noi oggi abbiamo, ripeto, tornando al discorso di prima, un'aspettativa di vita che va verso i 100 anni, lo dobbiamo soprattutto agli antibiotici. Sulla storia degli integratori condivido quello che dice il professor Garattini, nella gran parte dei casi sono sostanzialmente acqua fresca, te li prendi, spendi 10, 20, 30 euro per prendere sti magnifici, magici integratori che ti fanno diventare un Superman quando se mangi una mela, un arancio piuttosto che una spremuta di limone va bene lo stesso, a mio parere, però più male non è che ne fanno sostanzialmente, fanno semplicemente male al portafoglio perché sono un arricchimento all'economia del commercio piuttosto che al beneficio che ne possono derivare. Io però mi devo scusare perché sono già quasi le 10 e devo interromperla un secondo, se no non ce la faccio, devo andare anche in pubblicità perché abbiamo anche Lorenzo in linea. Vai Lorenzo.
Sì? Prego. Sì, Lorenzo Gasparini. Prego Lorenzo. Vole- No, parli pure, abbassi la televisione e parli tranquillamente al telefono. Va bene. Volevo chiedere al professore, sì, Renzo Gasparini. Sì. Volevo chiedere al professore come mai non sono stati disinfettati i soldi. Tutto è stato disinfettato, banche in chiesa, tutto quanto, i soldi circolavano senza essere disinfettati e non avevano virus i soldi, e sui supermercati di qua e di là. Cosa mi dici? Posso Basta così, rispondere? Lorenzo? I soldi non avevano virus. Allora Lorenzo ti rispondiamo subito dopo la pubblicità. E siamo col professor Agostino Miozzo che sta rispondendo alle telefonate, anche alla telefonata di Lorenzo con i soldi, ma volevo dire che avevo chiesto a Cristian da Spinea se era un Novax, perché a casa io so che si fanno le domande, ma questo è un Novax o è un Novax? Allora ha spiegato molto bene, io mi sono vaccinato, certi vaccini non li faccio, però è giusto che a casa riescono a capire, perché è molto importante la comunicazione. Per quanto riguarda Lorenzo i soldi, ma i soldi non sono stati disinfettati, sentiamo cosa dice il professor Miozzo. Guardi, la questione dei soldi è stata particolarmente attenzionata da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Ci siamo posti il problema, è un problema che è durato molte settimane. Vi ricordate che ad un certo punto addirittura suggerimmo alla Conferenza Episcopale di eliminare l'acqua santa dalle chiese, perché l'acqua santa poteva essere potenzialmente un vero veicolo di trasmissione del virus, e l'acqua santa, quando si entrava in chiesa in quel periodo, fu eliminata, non c'era più acqua, e per cui quello era un elemento che è stato eliminato. Sulla questione dei soldi, di cui ci siamo posti attentamente il potenziale rischio, è stato valutato dai tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità, e sentendo anche tecnici internazionali, che la contagiosità da parte della contagiosità dei soldi, del soldo cartaceo, la diffusione del virus attraverso il soldo cartaceo non era un rischio potenziale, per cui ci eravamo posti il problema. L'indicazione che è stata data è: quello non è un rischio potenziale per la salute delle persone, per cui è stato ritenuto che appunto non fosse da valutare l'ennesima complicata valutazione e considerazione, per cui bisognava bloccare anche la diffusione dei soldi cartacei. Però è un problema che è stato preso in attenta considerazione, valutato, e l'Istituto Superiore di Sanità e altri scienziati europei e internazionali hanno dato all'epoca la stessa indicazione. Io mi devo scusare, ma vi devo lasciare, finito, perché professore, non si preoccupi, abbiamo finito. Per rispondere a Lorenzo, qualcosa di vero c'è, professore, perché si vede che in molte farmacie adesso appunto c'è la macchinetta dove tu metti dentro i soldi, perciò è importante, si capisce che qualche passo in avanti si sta facendo, perché anche questo può essere una trasmissione di qualche problema. Senta, professor Miozzo, ci dice cosa sta facendo il Comitato Tecnico Scientifico in questo momento, poi la lascio, e l'importanza di quello che ci dirà, prego. Ma il Comitato Tecnico Scientifico è stato sciolto, adesso funziona l'Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio Superiore di Sanità, tutte le istituzioni scientifiche del Paese continuano a svolgere la loro funzione, ma quella struttura di coordinamento che era il Comitato Tecnico Scientifico è stata sciolta, credo, ormai da 3 anni, quindi è parte dell'esperienza, straordinaria esperienza che abbiamo vissuto in quella grande
in quella grande e incredibile emergenza mondiale. Oggi è memoria scientifica e va studiata. Ecco, direi che sarebbe interessante anche riprendere in mano la situazione, visto cosa sta succedendo tra appunto questi nuovi virus. Ecco, fare anche questo comitato, riprendere in mano questo comitato tecnico-scientifico, visto ecco, le esperienze che abbiamo avuto. Ecco, io dico ai politici non sarebbe per niente male, ecco, cercate di capire cosa funzionava e perché veramente abbiamo bisogno di questo comitato tecnico-scientifico. Lo dico io sentendo i vari medici di famiglia, le varie eccellenze che ci sono nel territorio, perciò io spero che qualcuno riesca a capire l'importanza di quello che si era fatto e che gli è stato tolto. Ma chissà perché quando una cosa funziona in Italia viene tolta. Le cose che non funzionano si lasciano, quello che funziona bene si toglie. Professor Agostino Miozzi, io la ringrazio veramente, grazie per quello che ha detto, per l'informazione, buon lavoro e sempre grazie, buona giornata, pubblicità. Arrivederci. Arrivederci. Il 75% dei minorenni beve alcol, il 24% assume psicofarmaci senza ricetta, dati preoccupanti. Adolescenti della Marca, fotografia di una generazione tra rischi e risorse. Ne parleremo con la dottoressa Daniela Capitanucci, presidente Associazione Nazionale Azzardo e Nuove Dipendenze, perché qui la situazione sta fuggendo di mano a qualcuno e sono quei giovani che si stanno rovinando la salute per queste sostanze. Cosa ci dice dottoressa Capitanucci e soprattutto questo gioco online che comincia ad avere sempre numeri più preoccupanti? Abbiamo sentito adesso poi delle vincite folli con questo gratta e vinci 500 milioni, 1 milione, chi ne ha più ne metta. Pensate che esempi stiamo dando. Prego dottoressa Capitanucci. Tanto buongiorno Mirella, grazie per l'invito. Allora io dico che si fa una grande confusione, nel senso che come se le dipendenze legali o i prodotti che possono dare dipendenza per il fatto di essere legali non siano più pericolosi, e questo è veramente un errore concettuale, nel senso che la legalità non previene il rischio quando si consumano questi prodotti. Per cui quando noi parliamo di consumo di alcol, consumo di tabacco, consumo di gioco d'azzardo in tutte le sue forme, quindi gioco d'azzardo nei locali fisici o gioco d'azzardo online, noi dobbiamo pensare che anche il gioco d'azzardo legale, l'alcol legale, il tabacco che è legale, producono tutta una serie di danni. Li producono sicuramente agli adulti, ma li producono anche alla popolazione anziana e li producono anche ai ragazzi e ai giovani che vivono in un contesto dove il messaggio che viene dato è quantomeno fuorviante, cioè gioco legale, gioco sicuro, l'alcol è meglio che sia legale perché se fosse illegale sarebbe peggio. C'è un po' da ragionare. Bisogna dire invece che tutte le forme di consumo di questo tipo di prodotti può comportare dei rischi. È ovvio che quelli illegali ne comportano ancora di più, però non vuol dire che quelli illegali invece siano del tutto sicuri, anzi la realtà ci dimostra tutto il contrario. Allora, continuiamo. Sono nati negli anni 10 e appartengono alla cosiddetta generazione alfa. Gli adolescenti di oggi, i protagonisti del nuovo studio promosso dall'Osservatorio per le dipendenze della provincia di Treviso, attivo dal 2022 grazie a un protocollo d'intesa tra ULSS 2 Marca Trevigiana, Conferenza dei Sindaci, Ufficio Scolastico Provinciale, Prefettura e Forze dell'Ordine. Lo studio, realizzato con il sostegno di Ascopiave, ha coinvolto 3.685 studenti di 32 istituti superiori, distribuiti su tutta la provincia. L'indagine, condotta tra il 2023 e il 2024, ha analizzato il comportamento quotidiani, relazioni familiari e scolastiche, uso di sostanze, benessere psicologico e abitudini digitali. Il 90% degli studenti ha partecipato 1.697 ragazze e 1.936 ragazzi. L'indagine restituisce un quadro complesso. Da un lato prevale un'immagine positiva, circa l'80% si dichiara
soddisfatto dei rapporti con i genitori e amici. Oltre il 70% pratica sport o coltiva hobby, mentre il 60% degli studenti e il 50% delle studentesse valutano positivamente il proprio rendimento scolastico. Dall'altro lato emergono criticità. Solo il 36% delle ragazze si dichiara soddisfatta di sé, contro il 62% dei ragazzi. Quasi la metà delle ragazze dorme meno di 6 ore a notte. Il 67% degli studenti percepisce uno stress scolastico elevato e l'80% delle ragazze ritiene di non essere all'altezza. Preoccupante il capitolo sostanze. 75% dei minorenni ha assunto alcolici, spesso in locali dove vige il divieto di somministrazione. Il 40% ha praticato binge drinking, che è terribile. Il 20% ha fatto uso di cannabis. Il 24% ha assunto psicofarmaci senza prescrizione. Allarmante l'uso di queste sostanze, soprattutto in età crescita tra le ragazze. Allora cominciamo veramente ad analizzare questi dati e soprattutto capire se si vuole fare prevenzione o se si continua qualcuno a girare dall'altra parte, perché il problema è diventato solo un business per qualcuno più che la salute di questi ragazzi che sono meravigliose creature ma molto fragili. Prego, dottoressa. È proprio questo il discorso, cioè bisogna chiedersi che tipo di contesto culturale nel nostro paese si vuole realizzare, cioè qual è il messaggio che noi stiamo dando e che noi vorremmo dare invece alle nuove generazioni per proteggerle. Cioè il messaggio è: gioca il giusto, bevi il giusto, fuma il giusto, fuma responsabile, bevi responsabile, gioca responsabile, oppure, come dire, il messaggio è un altro, perché in questo momento i messaggi che vengono dati è: questi comportamenti li puoi tenere sotto controllo, e se li tieni sotto controllo, quindi sei tu che devi essere capace di controllarti, non sono un problema. In realtà ha detto giusto, qui ci sono degli interessi commerciali molto rilevanti, sia sicuramente per quel che riguarda la vendita di alcolici e sia per quanto riguarda la vendita di gioco d'azzardo, e ad oggi il bilanciamento tra gli interessi commerciali e gli interessi di tutela della salute dei giovani, ma anche dei non più giovani, sembrerebbe essere sbilanciato a favore degli interessi commerciali. Dobbiamo essere chiari, cioè se noi vogliamo fare prevenzione, il messaggio che deve essere dato deve essere un messaggio coerente con la riduzione dei rischi e con la tutela della salute, anche, lo dico chiaramente, purtroppo a discapito di come dire, maggiori introiti economici, maggiori introiti in tassazione, perché si deve fare una scelta di campo, non si può portare di là dal fiume capra e cavoli, o capra o cavoli. Più chiara di così abbiamo Maurizio da Conserve. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno. Ciao. alla tua ospite. Allora, io sono d'accordo in parte con quello che ha detto la dottoressa. Allora, il motivo è semplice, dottoressa. Se naturalmente, per quanto mi riguarda, i giochi d'azzardo o tutte quelle che fanno parte della ludopatia, secondo me non dovrebbero neanche esistere. Come non dovrebbero esistere quelli che liberalizzano la cannabis e quant'altro, perché a questo punto avremo soltanto al mondo gente rincoglionita e imbecille. Scusatemi il termine della parola, perché non è possibile vivere in un mondo con gente psicopatica e fuori di testa. Ne abbiamo già abbastanza in giro. Ecco, comunque sia, i ragazzi di oggi purtroppo sono dipendenti, ma la colpa non è sua di loro, la colpa è della famiglia. Questo è il discorso, ok? Io do la colpa alle famiglie che non sanno gestire i figli. Buona giornata e attendo sue risposte. Grazie Maurizio. Prego, dottoressa Capitanucci. Sì, bravissimo l'ascoltatore, perché ha messo il dito nella piaga, perché la faccenda della liberalizzazione a livello normativo vede i nostri politici dire: liberalizziamo alcuni di questi prodotti,
prodotti, in particolare l'ascoltatore giustamente ha parlato del gioco d'azzardo, e invece non liberalizziamone degli altri, tipo la cannabis. Allora, il discorso che si deve fare a monte è: perché questa distinzione, se in fondo sono tutti prodotti che possono nuocere gravemente alla salute delle persone, che possono far instaurare una dipendenza? Cioè, per quale motivo l'alcol e l'azzardo dovrebbero essere liberalizzati, gestiti in concessione dallo Stato e quant'altro, mentre invece le droghe, cannabis, ma anche cocaina, ma anche eroina, no? Questa è una bella domanda e forse bisognerebbe farla ai nostri governanti. L'altra faccenda è di chi è la colpa. Io più che di colpa parlerei di responsabilità, e mi viene da dire che la responsabilità è condivisa. Sicuramente oggi le famiglie sono in difficoltà a svolgere dei ruoli educativi, spesso, non tutti, non sempre, però, come dire, la domanda è: ma qual è l'approccio delle famiglie nei confronti del consumo loro stessi di questo tipo di prodotti? Le famiglie consumano alcol, le famiglie comprano gratta e vinci, comprano giochi d'azzardo online, fanno scommesse sportive, e quindi qual è l'esempio che viene dato a livello concreto ai loro ragazzi e adolescenti o più piccolini? Perché il modellamento del comportamento si fa non solo sulla prescrizione, questo non si fa o questo è dannoso, ma anche sul buon esempio. È chiaro che se mio papà e mia mamma compra i gratta e vinci e mio papà va a giocare alle scommesse sportive, e poi a me viene dato il messaggio che questa cosa non si può fare, resta una cosa confusa. Perciò ancora una volta credo che il contesto che noi andiamo a creare sia importante, perché anche le famiglie devono tenere la barra del timone dritta, e non sempre in questo mare un po' tempestoso è semplice riuscire a farlo. Dottoressa Capitanucci, quello che preoccupa però sentire questi dati, perché ecco, il business regna sovrano. Allora, qui sentiamo che il capitolo preoccupante sono le sostanze. Il 75% dei minorenni ha assunto alcolici, spesso in locali dove vige il divieto di somministrazione. Perché vedete, questi ragazzi, quando tu apri il rubinetto, loro parlano. Se riesci a aprire il rubinetto, loro ti dicono la verità, questi ragazzi. Guardate che veramente sono dati preoccupanti, perché loro dicono quello che bevono, quello che fanno. E poi il 40% ha praticato questa cannabis, il 24% ha assunto psicofarmaci senza prescrizione. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto dei numeri che stiamo dando, non solo questa mattina ma anche in altre occasioni? Però io penso, adesso arriva la movida, che sarà il caso che questi genitori, dove riescono e dove possono, cerchino di fare anche un po' di controllo. Abbiamo visto quando manca la persona adulta, tipo il Crash Montanà in Svizzera, cosa è successo? Beh, non è colpa dei ragazzi, qui mancava l'adulto che controllava, è inutile che diamo colpe a chi non le ha. Qui mancava l'adulto, abbiamo capito da esperti che il cervello fino a 20 anni continua a lavorare, non è ancora formato, ma questi genitori riescono a capire, anche perché diceva un esperto, ma io non riesco a capire, uno spritz, un semplice spritz costa dei 5-6 euro, come fanno a prendere 5, 6, 4, 5, perché è quello che bevono su una giornata. Allora poi vai a casa e fai il gioco online, tanto cos'è quel problema? Mio figlio è sulla poltrona tranquillo col suo cellulare, col computer, e io sono tranquillo. Ma volete capire che dovete controllare un po' i vostri figli, specialmente se minori? Prego, dottoressa Capitanucci. Sì, quello che dice è verissimo. Aggiungerei che è interessante che anche il 75% dei minorenni maschi ha scommesso e quindi ha giocato d'azzardo, anche se formalmente questo gli era vietato in teoria, e questi sono dati recenti del CNR, per cui c'è la stessa percentuale dei minori che hanno bevuto alcolici in quei locali dove non avrebbero potuto farlo. E il punto però è che uno si aspetterebbe
che l'apprendimento di questi comportamenti fosse in gruppo di pari. La ricerca ha mostrato che in realtà sì, alcuni hanno giocato le prime volte da minorenni insieme ai loro coetanei, ma un dato che stupisce, e forse non troppo, è che molti minorenni invece hanno cominciato a giocare d'azzardo con i loro familiari, che siano genitori, che siano fratelli o sorelle maggiori, che siano i nonni. Ecco, io ero rimasta molto colpita da questo dato, che un po' sfata il mito di dire sono i gruppi giovanili che trasgrediscono, eccetera. È tutto il contrario. Siccome la normalizzazione dell'azzardo, ma in fondo anche dell'alcol, è così permeata nella nostra cultura e nel nostro paese, si gioca insieme ai propri genitori. Quindi i ragazzini minorenni fanno scommesse sportive magari con il loro papà, con il loro zio. Ecco, queste cose dovrebbero far riflettere ancora di più, perché sono gli adulti i primi forse a non avere la consapevolezza di quanto pericoloso possa essere il loro atteggiamento permissivo e i loro stessi comportamenti su quello che poi faranno i loro figli o i loro minori adolescenti con cui sono in relazione. Dottoressa Capitanucci, io prima di lei ho avuto il professor Agostino Miozzo, che ha fatto parte del comitato tecnico-scientifico nel periodo Covid. E lui ha detto una cosa importantissima a mio avviso: nelle scuole ci vorrebbe il medico scolastico. Sarebbe fondamentale avere questa figura. Allora vogliamo capire forse che dobbiamo insistere anche nella politica, perché nella stanza dei bottoni ci sono loro, bisogna investire per fare questo, l'importanza del medico scolastico nelle scuole. Questi ragazzi giocano con la loro salute, con il loro corpo, con tutto, perché non sanno, non conoscono, pensano di sapere, ma non sanno la pericolosità di questi giochi. Prego, dottoressa. Sicuramente, ecco, quando io sono un po' âgée e ai miei tempi il medico scolastico era una figura presente all'interno delle scuole, poi non so bene che fine gli abbiano fatto fare, però è vero che oggi l'educazione, l'istruzione prevede anche la presenza di figure collaterali a quelle strettamente educative degli insegnanti, quindi sì il medico scolastico, sì anche lo psicologo scolastico. In alcune realtà queste figure ci sono, magari per un numero di ore molto sottostimato, però mi sembra che siano più concentrate sulla presa in carico di singole situazioni specifiche che vengono all'attenzione, piuttosto che invece come guida, come sostegno anche al corpo docenti nello svolgimento quotidiano di un'attività educativa che bisogna riconoscere oggigiorno è diventata sempre più complessa, perché un tempo non c'erano i social, non c'era internet, per cui le forme di formazione erano tutto sommato canalizzate top down dal mondo degli adulti, che era un mondo abbastanza competente di norma, al mondo dei ragazzi. Oggi i ragazzi apprendono moltissimo anche dal loro mondo trasversale, che è sicuramente il gruppo dei pari, ma anche questa immensa localizzazione di informazioni che è Google piuttosto che internet, che mette direttamente a disposizione di chi va a cercare qualsiasi informazione le risposte, non sempre vere, non sempre corrette, bisogna dirlo, per cui anche qui non avere un pensiero critico strutturato, cosa che a volte gli adolescenti non hanno, rischia di diventare problematico, perché assumono per oro colato quello che invece oro colato non è e che magari sono dei grossissimi errori. Daniele da Vedelago, vai Daniele. Buongiorno, Mirella, i giovani di un tasso dolente qua, io ero genitore, se ti ricordi una volta avevo chiamato in trasmissione che c'era Lucio e il sindaco Bonaldo e che aveva parlato di mio figlio che mi aveva portato in casa la famiglia. E i sociali non mi permette di vedere mio figlio, ormai ha 18 anni. Cosa voglio farmi? Posso fare il pare? E io temo altri a darmi una mano. Grazie, buon dì.
Abbiamo sentito anche Daniele, io conosco bene la situazione di Daniele, è una situazione complicata e noi non possiamo entrare nel merito, ecco, noi non possiamo assolutamente, è una questione molto delicata. Però, dottoressa Capitanucci, quello che emerge sono i dati che anche lei ha citato, sono dati importanti, ma se ne parla poco. Io non sento molto veramente dibattiti su questi dati che sarebbero fondamentali, stiamo parlando di salute pubblica, della salute dei nostri ragazzi. Andiamo a sentire i dati gioco d'azzardo ULSS 8. Andiamo a Vicenza. $157 miliardi di euro giocati a livello nazionale, di questi il 40% giocati su piattaforme fisiche e il 60% su piattaforme online. È enorme il volume di denaro che viene speso nel gioco d'azzardo in Italia. Nel territorio dell'ULSS 8 sono 160 le persone in cura per la dipendenza da gioco d'azzardo, ma l'ULSS Berica stima che siano 10 volte di più le persone con questo problema. Nel nostro territorio la stima è che si vada tra i 1.600 a un po' meno delle 2.000 persone, che è in linea con quello nazionale. Un'emergenza sanitaria, economica e sociale che si allarga sempre più e che vede particolarmente a rischio i giovanissimi. I giovani purtroppo non percepiscono il problema e non percependo il problema, non vivendolo come problema, non chiedono aiuto, lo chiedono molto più tardi purtroppo. Per curare la dipendenza da gioco d'azzardo, l'ULSS 8 è all'avanguardia. Saranno in sperimentazione quest'anno i visori a 3D e quindi una capacità di essere immersivi con una tecnologia che è la stessa che qualche volta genera la dipendenza, ma in questo caso utilizzata esattamente per contrastarla. Non solo la cura, ma anche la prevenzione e il contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo sono fondamentali. Per questo viene lanciata la campagna Io non mi gioco, con oltre 20 appuntamenti. Qui ci attiviamo con questa campagna per arrivare in scuole, comuni, comunità, parrocchie, ovunque possa arrivare il messaggio che in azienda ULSS ci sono i professionisti capaci di affrontare questo tema. Anche il web solleva interrogativi. Oltre metà delle ragazze passa più di 2 ore al giorno sui social e il 28% dei ragazzi ha un rapporto problematico con i videogiochi. Le ragazze, pur essendo più performanti a scuola, mostrano livelli di stress e insoddisfazioni più alti. Lo studio ha analizzato anche la correlazione tra stili di vita protettivi, buona comunicazione familiare, rendimento scolastico, attività fisica e comportamenti a rischio, abuso di sostanze, gioco d'azzardo, uso improprio di internet. Cosa ne pensa, dottoressa? Perché qui il primo anello è la famiglia, adesso questi ragazzi sono a casa, si annoiano, ha visto anche lei, penso tutti i giorni, gli atti di vandalismo che fanno questi ragazzi perché non hanno punti di riferimento. Punto di riferimento diventa o il social oppure il vandalismo, per molti, non per tutti. Io sono dell'idea che abbiamo dei bravissimi ragazzi, solo che non ce li fanno vedere o poco. Prego, dottoressa. Io sono d'accordo con lei perché mi sento di essere anche empatica e solidale con chi vive oggi l'adolescenza, perché in fondo la prospettiva che questo mondo di adulti ha costruito per loro non è veramente una grande prospettiva. Ricordo una frase molto interessante che diceva viviamo nell'epoca delle passioni tristi e mi sembra che sia veramente così. Qualcuno dice non c'è più il futuro di una volta, ma effettivamente ragioniamoci su questi temi, perché quando eravamo adolescenti noi, pur con tutte le difficoltà dell'adolescenza che ovviamente ci sono sempre state, perché è un momento di crescita, di sviluppo, di rottura, di creazione dell'identità, però c'erano delle prospettive sicure, l'idea, no, di studiare, di avere un posto fisso, che ci sarebbe stato un certo abbinamento tra la fatica, lo sforzo e il merito e la conquista degli obiettivi e dei risultati. E per buona parte di noi credo che sia andata esattamente come ci immaginavamo, ma se noi invece guardiamo qual è lo scenario oggi,
è molto più complesso, è molto più articolato. Mi sembra che venga a mancare un po' questa correlazione fra l'impegno profuso e la effettiva possibilità di raggiungere dei risultati, un'identità adulta, delle posizioni sicure, certe. Cioè paradossalmente emerge l'influencer rispetto a, non lo so, il medico, l'infermiere. Questo dovrebbe fare veramente pensare. Non so come siamo arrivati a questo punto, però un'autocritica probabilmente su chi è stato adulto e ha portato un po' a situazioni di questo tipo probabilmente andrebbe fatta e come dire andrebbero previste delle come dire strade di uscita, di supporto, perché ormai la situazione è questa e quindi bisogna soltanto trovare degli sbocchi, delle vie di uscita a supporto dei giovani che ripeto hanno tanto da dire, ma come dice lei spesso non vengono valorizzati, ascoltati nelle tante cose bellissime che effettivamente poi invece magari fanno tutti i giorni, a discapito invece delle cose tremende che pur si sentono accadere, ma che probabilmente non sono la totalità della compagine giovanile. Vede dottoressa, sono stati presentati tantissimi progetti anche per aiutare questi ragazzi da associazioni anche molto preparati, ma a detta proprio agli addetti ai lavori non sono stati presi in considerazione. Vanno avanti progetti che non portano a nulla, invece di portare avanti progetti dove veramente si arriverebbe ad aiutare questi ragazzi. Il problema è che regna sempre il business, la visibilità, il monopolio. Ecco, parliamo di cooperative, parliamo di tutto e di più, basta vedere anche adesso che terminano le scuole dove vanno questi ragazzi, chi può andare a questi centri estivi, come sono gestiti e da chi sono gestiti. C'è il monopolio dappertutto, però poi le pagano le fragilità. Poi in agosto non c'è più niente, ad esempio, tutti chiudono, tutti vanno in ferie, non è vero perché i ragazzi nostri sono a casa e soprattutto ci sarebbe tanta voglia di aiutare, ma siamo divisi, siamo molto divisi, abbiamo i campanili, abbiamo le lobby e perciò non riesci a entrare, però stiamo solo facendo del male a questi ragazzi, non è che stiamo facendo male a noi, stiamo facendo il male a tutta la comunità. Allora io spero che qualcuno si renda conto invece di unire le forze per aiutare questi ragazzi che saranno il nostro futuro e portare avanti progetti validi, non progetti che non servono a niente o danno visibilità a qualcuno perché in quel momento hai bisogno magari di quel qualcuno anche per i voti, lo dico perché è anche vero. Prego dottoressa. Sì, ha toccato un tasto dolente. Io penso che uno dei cambiamenti degli scenari forse più critici è che in molti posti si è persa quella dimensione di prossimità, di piccola dimensione che rendeva le progettazioni, che manco si chiamavano progetti ma che diventava quotidianità, proprio basati sul piccolo, sulla vicinanza, sulla conoscenza del territorio, sulla prossimità. Ora è vero che avere dei metodi scientifici di intervento sociale è sicuramente una ricchezza e una risorsa, ma non lo è più nel momento in cui appunto si perde questa visione locale dove, come era un tempo, c'era l'educatore, non so, dell'oratorio che conosceva esattamente le famiglie, dico l'oratorio, ma poteva essere anche un'altra situazione laica, cioè è proprio, voglio sottolineare il tipo di struttura di relazione che c'era, dove c'era proprio una relazione diretta, una conoscenza diretta tra il destinatario di quello che era il mio intervento e chi lo andava a pensare. È chiaro che quanto più noi ci allontaniamo dal destinatario dell'intervento, lo conosciamo di meno, non lo abbiamo incontrato, non sappiamo chi è la sua famiglia, perché magari gli educatori arrivano da, appunto come diceva lei, grandi cooperative, magari che sono allocate su territori diversi, che non conoscono niente della storia di quel territorio o molto poco. Ecco che l'intervento, pur tecnicamente molto valido e magari perfetto, però fallisce nella prossimità
e nella vicinanza, e questo credo che sia una perdita importante. Io ricordo quando c'erano i volontari dei piccoli comuni che sapevano chi erano le famiglie in difficoltà, che con, come dire, discrezione potevano portare loro anche degli aiuti basici, dei pacchi alimentari, piuttosto che proporre il dopo scuola ai figli, eccetera. Ecco, non so se queste cose oggi ancora siano attive. Poco, dottoressa, pochissimo. Imperversano i grandi nomi, le grandi, ecco, diciamo così, così non... È una perdita, certo. È una perdita, perché ripeto, la conoscenza diretta, la relazione diretta reale è un qualcosa che è impagabile. Nessuna tecnica può sostituirsi. Ci voleva aggiungere tecnica a chi già aveva la relazione prossima e diretta. Sono perfettamente d'accordo con lei. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, a proposito di questi microbi, dovrebbero eliminare anche dare la mano in chiesa, perché non sappiamo se abbiamo le mani pulite, che basta uno starnuto, ti metti la mano davanti alla bocca e dopo tu dai la mano alle altre persone. Mi diceva uno che quando va a messa non va mai vicino alle persone, appunto per non darle la mano. E poi una volta ho trovato una signora con un bimbo in braccio, le ho preso la manina, lei gentilmente mi ha detto, mi ha fatto capire che lui mettendosi le manine in bocca ci sono i miei microbi che ho sulla mano, è quello il discorso. Dovrebbero continuare come il periodo del Covid, Mirella, che non si dava la mano, hai capito? Questo volevo dire. Ma ci sono tante accortezze da vedere. Vi saluto. Vedi Giusy, io in borsa ho sempre il gel, quelle piccole boccettine, ce l'ho sempre. Al banco alimentare prima di entrare c'è il gel per pulirsi le mani e anche quando vogliono uscire se vogliono. Perciò sono piccoli accorgimenti che ognuno di noi dovrebbe avere, quello che ci ha insegnato, che qualcosa ha insegnato la pandemia, che è l'igiene personale. Però ognuno fa il fai da sé, però non possiamo non dire che non abbiamo la possibilità di avere questa possibilità di disinfettarci le mani in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, perché bisogna anche spiegarlo, perché va detto, perché è importante quello che ha detto Giusy. Dottoressa, andiamo a sentire anche un altro servizio, sportello dipendenze, andiamo a Treviso. Io non me lo toglierò mai quella sera che è venuto qua in comune un papà e una mamma novantenni piangendo e gli ho detto ma cosa è successo? Io voglio parlare col sindaco, hanno detto giù in segreteria. Se mi ha detto sindaco so che avete lo sportello, ho visto le locandine dal mio medico. Bene, io ho un figlio, abbiamo un figlio, non sappiamo cosa fare. Si commuove il sindaco Zanchetta ricordando quella coppia di anziani coniugi in cerca di un aiuto per il figlio alle prese con problemi di dipendenza. Davano al figlio 500 euro al giorno. Perché? Perché poi subentra anche la convinzione che piuttosto che il tuo figlio vada a fare rapine, vada a fare qualcosa, tu genitore apri il portafoglio e glieli dai. Una famiglia che come tante dal 2022, anno di nascita, sta trovando un supporto nello sportello amico, iniziativa voluta dal comune di Gaiarine, da 2020 primo comune in Italia amico della comunità di San Patrignano, con cui nasce il servizio completamente gratuito. Quasi sempre sono proprio i familiari a contattare i volontari per chiedere un aiuto per i propri figli, nipoti, fratelli, ma anche genitori che hanno un problema di dipendenza. Il primo obiettivo dello sportello è sì ovviamente di intercettare i ragazzi, chi ha il problema, ma essere soprattutto da supporto ai genitori che non sanno cosa fare. Tutto inizia con una chiamata. Da un ascolto
e dall'ascolto poi diamo informazioni, diamo supporto e accoglienza. Abbiamo ricevuto anche telefonate da fuori regione. Spesso, spiega Giuseppina, queste famiglie provano un senso di colpa, di vergogna, di fallimento, ma sottolinea non esistono responsabilità. Purtroppo oggi le sostanze sono talmente tante e a basso costo che è veramente difficile proteggere soprattutto la nuova generazione di ragazzi. Droghe sintetiche che causano danni permanenti, ecstasy spesso assunta con l'alcol, queste le sostanze più diffuse tra i giovanissimi, con i primi casi già alle medie. 15 al momento nella Marca i comuni che hanno aderito allo sportello amico. Ci sono in corso anche incontri con altre amministrazioni che vogliono giustamente, secondo me, far parte dello sportello. Un servizio destinato a crescere, perché uscire dalle dipendenze è possibile. Noi abbiamo tanti ragazzi nostri che si sono fatti una famiglia, oggi hanno dei figli, si può uscire. A lei il commento, dottoressa Capitanucci, prego. Sì, io credo che questo contributo abbia messo in risalto due criticità. La prima è che veramente le persone che si rivolgono in ricerca di aiuto rispetto alle persone che ne avrebbero bisogno e necessità purtroppo è molto piccolo, cioè è sbilanciato il numero di chi chiede aiuto, sono molto pochi, rispetto a chi invece avrebbe bisogno di ricercare questo aiuto. Quindi è necessario lavorare per cercare di accompagnare le persone che hanno bisogno ai servizi di cura per aumentare il numero delle persone bisognose che possa usufruire di un supporto. L'altra criticità che ha evidenziato questo contributo è che ci sono delle vittime collaterali, cioè molto spesso noi parliamo soltanto delle persone dipendenti, ma ci dimentichiamo che la dipendenza funziona anche andando a colpire le persone che sono in relazione, che hanno dei legami con chi è il soggetto dipendente. E attenzione, quando noi pensiamo a dei legami, a delle relazioni, non dobbiamo pensare soltanto a relazioni di tipo emotivo, affettivo, familiare, che sono evidentemente quelle che più ci vengono in mente, ma potrebbe essere una relazione di lavoro, potrebbe essere una relazione amichevole, potrebbe essere una relazione commerciale con queste persone. Quindi chiunque ha un rapporto con una persona che ha un disturbo da gioco d'azzardo conclamato oppure che già manifesta dei comportamenti a rischio, ecco che può essere una vittima collaterale. E questo che cosa comporta? Comporta che i numeri sono molto ampi, non stiamo più parlando di 1.500.000 persone che hanno un problema di gioco d'azzardo, ma dobbiamo parlare anche delle altre 6-7 persone con cui questo 1.500.000 giocatori problematici eccessivi entra in relazione tutti i giorni, quindi moglie, mariti, figli, ma anche il proprio datore di lavoro oppure il proprio dipendente, piuttosto che il proprio amico, il proprio vicino di casa, perché se io non pago le rate condominiali a causa, ad esempio, della mia dipendenza da gioco d'azzardo, questo si abbatterà poi su tutto il condominio. Quindi credo che quando noi pensiamo di contabilizzare l'impatto negativo delle dipendenze, bisogna allargare lo sguardo non soltanto alle persone che hanno la dipendenza, ma anche ai danni che vengono provocati in modo collaterale a causa appunto dell'essere come dire, in rete con altre persone. Senta, dottoressa Capitanucci, io sono d'accordo con questo psicologo per la scuola. Forse dovrebbero anche abituarsi a capire che abbiamo anche diversamente giovani che avrebbero bisogno di questo, non solo i giovani, ma soprattutto puntare sui genitori, perché capisce che se io non sono fortunato ad avere dei genitori veramente sensibili al tema della mia educazione, non si va da nessuna parte. Questi genitori che non sono soprattutto
che vivono in ambiti degradati o non riescono a capire. Il problema è che fanno fatica a fare i genitori. Iniziano a 4 anni a dare degli strumenti che sono delle bombe a orologeria ai loro bambini, perché non piangono, perché non devono rispondere ai loro perché è faticoso accompagnare questa crescita. Ma è là forse che dobbiamo lavorare, perché sì l'asilo, sì tutto, ma poi il bambino va a casa, il mangiare di questi bambini, se mangiano male a casa è inutile, non c'è niente da fare. Eppure sono quei stessi genitori che veramente alzano gli scudi contro quel sindaco che aveva messo una dieta particolare a base di frutta e verdura, hanno dovuto toglierla perché hanno detto che i loro bambini non mangiavano, erano disperati. Allora, se riuscissero a capire quando fare i genitori e quando stare zitti sarebbe anche meglio, perché dobbiamo parlare a loro, il bambino non può difendersi. Come fa a difendersi? Gli metti in mano il giochino, gli insegni come fare e lui va via tranquillo, perché lui è curioso e continua a guardare e non piange più. Ecco, cosa si può dire a questi, non a quelli bravi, perché quelli bravi sanno già farlo, a quelli che veramente non riescono a capire il problema che poi creano a tutta la società, perché poi questo bambino ha dei problemi quando cresce. Prego. Vede Mirella, io ricordo, no, quando si facevano degli interventi proprio di sostegno ai genitori, e ricordo che succedeva proprio quello che stava dicendo lei. Spesso si presentavano genitori già ricchi di risorse, ma non solo economiche, anche proprio psicologiche, emotive, relazionali, di disponibilità, mentre invece i genitori più in difficoltà, con meno risorse, a queste sessioni, diciamo, di supporto formativo, informativo, educativo, spesso non arrivavano. Allora, a me piacerebbe però provare a inquadrare questo comportamento, non per essere buonista, ma per essere realista, provando a collocarlo in un'area che non è solo quella della volontà o non volontà di aderire a delle proposte di supporto, ma proprio dettate da situazioni di difficoltà che mi verrebbe da chiamare piramidali, cioè chi sono questi genitori che poi fanno fatica a svolgere dei ruoli educativi, che tipo di problematiche hanno nelle loro esistenze, nella loro quotidianità, che tipo di storie hanno alle spalle. È un po' come se ci fosse stata una contaminazione a monte che li ha depauperati di alcune capacità, quindi verrebbe da essere magari tranchant e giudicanti e dire cavoli, proprio questi qua non arrivano, non vengono alle serate, eccetera, anche un po' arrabbiarsi. Ma il punto è proprio quello, il problema è che queste persone spesso non vengono perché anche questo non venire è una manifestazione di difficoltà. E allora c'è forse da chiedersi che tipo di interventi prevedere per queste famiglie, se è possibile prevedere degli interventi specifici per le famiglie in difficoltà. Il supporto a famiglie che hanno difficoltà nella competenza genitoriale è veramente molto molto difficoltoso da programmare, perché è molto oneroso in termini di costi, in termini di programmazione, in termini di continuità, e quindi spesso ahimè si fa fatica anche ad offrirlo, oltre al fatto che poi magari non vengono, però è proprio tutta una valutazione di tipo sistemico. Purtroppo. Allora andiamo a vedere questo servizio, andiamo a Trieste, che è stato arrestato questo narcotrafficante. Andiamo a sentire. Trafficava droga a livello internazionale ed era fuggito dalla Romania, suo paese natale, per evitare il carcere. Ma il narcotrafficante è stato rintracciato e arrestato. Deve scontare 4 anni di reclusione.
L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri della stazione di Scorcola a Trieste. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene. L'operazione risale al pomeriggio del 28 maggio, ma la notizia è emersa solo ora. Il ricercato risultava residente a Udine, ma di fatto era irreperibile. Non per i carabinieri di Trieste, che lo hanno intercettato nel capoluogo della regione, ironia della sorte, proprio in via Udine. Dunque sono scattate le manette. Il rintraccio è stato reso possibile anche grazie all'intensificata attività di controllo del territorio decise in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dopo i necessari riscontri dattiloscopici e le formalità di rito in caserma, il cittadino romeno è stato condotto al carcere del Coloneo in attesa della procedura di estradizione. Sono stati i residenti ad aver lanciato l'allarme troppo via vai da quell'appartamento di via Dupré nel quartiere Arcella. I carabinieri hanno fatto arresto e mercoledì pomeriggio hanno arrestato un uomo della zona con 15 dosi di cocaina e alcuni grammi di hashish. Il blitz è scattato dopo un appostamento. Quando i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha subito ammesso di avere della droga in camera da letto, consegnando spontaneamente l'hashish. Durante la perquisizione l'uomo si è tradito, ha afferrato dalla scrivania 2 custodie di occhiali nel tentativo di metterle al sicuro. I carabinieri lo hanno subito bloccato. Dentro c'erano 15 dosi di cocaina e 200 euro in contanti. Nell'appartamento sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e appunti che ricostruiscono la contabilità dello spaccio. Il giudice, nell'udienza di venerdì mattina, ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora a Padova con divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6. Allora, dottoressa Capitanucci, tonnellate di droga che girano nel nostro paese e le forze dell'ordine fanno quello che riescono a fare. Delle volte c'è il vicino al di sopra di ogni sospetto, ecco, la droga a costi bassissimi ormai è diventata veramente un business incredibile. Ecco, cosa vorrebbe dire alla politica? Anche perché già abbiamo pochi giovani, se non li accompagniamo nella maniera più corretta non so cosa rimarrà e sta facendo veramente molta paura questa droga che gira, c'è di tutto e di più e nessuno almeno cerca di battere un colpo. Io vedo quasi niente, dottoressa, non vedo una luce nel tunnel per questi ragazzi, prego. Ma allora, stiamo parlando ancora dei 2 temi, no? Legale e illegale. Credo che la lotta all'illegalità viene condotta con serietà, le forze dell'ordine, la politica, sono tutti chiaro su questo, quindi non dico che mi sento in una botte di ferro, però c'è una direzione ben precisa. Dove invece però la direzione precisa non c'è, è sul contrasto a, lo dicevamo all'inizio, a ciò che produce dipendenza e è legale. Allora, va benissimo la lotta all'illegalità, per carità, ci mancherebbe altro, però quello che è un po' una mia preoccupazione è non spostare il riflettore invece dai danni che produce un approccio tollerante a quelle fette di prodotti che possono, come dire, comportare rischi di dipendenza ancorché legali. Cioè, da chiederci se, non lo so, quando pensiamo al gioco d'azzardo, i trafficanti legali, ma come dire, uso in termine improprio questa etichetta, non siano un po' responsabili dei 160 miliardi di euro giocati nel 2025 in Italia e dei 21 miliardi di euro di perdita. Cioè, come noi possiamo non preoccuparci di questi che sono dei dati oggettivi? Ripeto, l'illegale c'è e va combattuto e ci mancherebbe solo, ma chi si occupa di ragionare, di riflettere se questi dati economici siano realmente sostenibili per il nostro paese? Cosa vogliono dire 160 miliardi di euro giocati in un anno e 21 miliardi di euro persi? Cosa si poteva fare
con quei 21 miliardi, le persone che li hanno persi definitivamente potevano comprarsi una vacanza, potevano avere una migliore alimentazione, potevano avere delle buone cure mediche, potevano comprarsi una nuova vettura, potevano avere dei vestiti nuovi, insomma c'è un po' da riflettere su questo. Io quando si parla di illegalità dico certo, quella va combattuta, però su quello si fanno già delle cose. Viceversa vedo che si è un po' latitanti su cosa si sta facendo invece sui rischi dell'azzardo legale, ma anche dell'alcol legale e anche in fondo del tabacco. Ecco. Sa, dottoressa, che qui in Friuli hanno beccato un capannone con 70 tonnellate di sigarette non legali, si rende conto? Certo. 70 tonnellate, sono delle cifre mostruose, pensate cosa ci può essere in giro, ecco, anche sotto la luce del sole, capannoni, 70 tonnellate di sigarette illegali, perciò sono dei numeri... Ma Mirella, sa perché? Perché c'è questa idea illusoria che la legalizzazione in realtà ostacoli poi l'illegalità. In realtà tanti dati, anche tante ricerche scientifiche hanno dimostrato l'esatto contrario, cioè la legalizzazione in realtà diventa integrativa della parte illegale, che per certi versi poi arriva a convenire. Questo per esempio è successo anche nel gioco d'azzardo, cioè non è che il gioco d'azzardo illegale è sparito da quando il gioco d'azzardo legale è stato disciplinato, anzi, perché se io stimolo dei comportamenti di gioco d'azzardo nella popolazione, poi ad un certo punto questa popolazione non gli interesserà più di giocare legalmente o illegalmente, non gli interesserà più di tanto, perché per esempio dicono i giocatori che le quote che garantisce scommettere illegalmente su siti stranieri sono molto più vantaggiose per i giocatori di quelle che invece garantiscono i siti autorizzati dallo Stato. Poi è chiaro che c'è un rischio, per esempio, che questi invece spariscano, siano offshore e non si veda più nessun denaro né di quelli che abbiamo scommesso né di quelli che teoricamente avremmo potuto vincere. Però non sono tutti così, perché si badi bene, sono considerati illegali dei siti, per esempio, che sono autorizzati in stati esteri, non so, in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, ma che non si sono, come dire, messi all'interno del sistema concessorio italiano. Quindi sono illegali per lo Stato italiano, però sono legalissimi ad esempio in Gran Bretagna e in Francia. E questo per esempio dovrebbe far riflettere. Quindi i nostri scommettitori, quando hanno voglia di scommettere, decidono poi dove andare a scommettere. Il fatto che sia legale o illegale a volte non convince per stare sulla legalità. E lo stesso per le sigarette, mi viene da dire, magari costano meno e il fumatore tabagista incallito preferisce, piuttosto che spendere 10 euro per un pacchetto, dire toh, guarda, sono le stesse sigarette, spendo 5 euro, sono più contento. Sì, molto chiaro. Ringraziamo la dottoressa Daniela Capitanucci, Presidente Associazione Nazionale Gioco d'Azzardo e Nuove Dipendenze, di essere stata con noi. Buon lavoro e sempre grazie della sua presenza, dottoressa Capitanucci. Grazie veramente. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata, mille. dottoressa. Pubblicità. Grazie. Ringrazio e saluto veramente Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo, di essere con noi, perché abbiamo parlato di fragilità e noi di fragilità ne vediamo tutti i giorni con questo Emporio Solidale e soprattutto con questo spreco di generi alimentari e non solo, dell'abbigliamento, ma Gabriella sta cercando di porre rimedio. Allora, com'è la situazione, Presidente? Allora, è una situazione, come posso dire, anomala, se così possiamo dire. Due piatti della bilancia, chi risparmia, parsimonioso, corretto, e poi dall'altra parte lo spreco, il non apprezzare tutto quello che si ha e tutto quello che si potrebbe anche donare. Per cui noi come Emporio ben conosciamo un po' la storia, ormai raccogliamo tutti quei prodotti che i supermercati non possono più vendere e attraverso appunto una diciamo così, scelta oculata da parte delle volontarie, ecco che si rimette a disposizione delle famiglie che ne hanno bisogno.
Abbiamo aggiunto anche un secondo riciclo, chiamiamolo così, quello dell'abbigliamento, perché ormai abbiamo gli armadi pieni tutti quanti, di cose belle, di cose riutilizzabili, e abbiamo deciso di fare l'angolo del baratto. Cosa intendo dire? Che non è solo un prendere e un portare abbigliamento, ma è anche un donare il tempo, come se fosse una banca del tempo. Per cui io posso prendere dell'abbigliamento, lo posso portare, ma posso anche donare un'ora di compagnia, un'ora di lezione per qualche ragazzo, posso accompagnarti a fare la spesa, piccoli, diciamo così, gentilezze che possono essere messe a disposizione degli altri. Mi sembra importante quello che hai detto, perché bisogna trovare delle soluzioni, anche perché raccontavo anch'io ai nostri spettatori, spettatrici, l'importanza delle cose che riceviamo. Sono delle cose bellissime, quasi nuove, se non nuove a volte con l'etichetta, e soprattutto la difficoltà delle famiglie di spendere, perché con gli stipendi che ci sono vediamo veramente la crisi. Però si fa fatica a capire, perché tutti cercano soldi, invece di capire l'importanza, ecco, ad esempio, della parola baratto. Dove è venuta questa idea, Presidente? Perché alcune volte vediamo che delle persone che sono, diciamo così, in pensione si rendono conto di avere del tempo, ma non sempre sanno come occuparlo, per cui sì, si avvicinano alle varie associazioni, però mi dicono: ma sai Gabriella, mi sento un po' non inutile, ma potrei dare di più. E da qui è venuta in mente, grazie, diciamo così, a quei meeting di lavoro che si fanno ogni tanto, no? Tra i volontari, cosa potremmo fare di più. E noi siamo una fucina di idee, lo dico tranquillamente, ed ecco che ci è venuto in mente, mi ha detto: ma perché non barattiamo tutto quello che possiamo barattare, dal tempo, dalle esperienze, dalla nostra cultura, a un libro, a un qualsiasi cosa, insomma. E di lì ecco che abbiamo messo in moto questo progetto. Adesso abbiamo aperto un negozio, ovviamente lì a San Donà di Piave, che si chiamerà appunto l'Angolo del Baratto, e accoglieremo tutto e qualsiasi cosa. Non scarti. Cosa intendo dire? Che se io dono una maglietta che sia dignitosa, che la persona che arriva lì la trovi già pulita, stirata e appesa, non una stracceria. Molto importante quello che dice, per far capire anche cosa si deve portare anche a questi empori solidali e cosa non portare, perché io dico sempre, Presidente, che non siamo una discarica, ecco, siamo solo degli empori che stanno cercando delle famiglie che hanno bisogno. Allora io volevo anche ringraziare Gabriella o Graziella, non mi ricordo da nome, che mi ha mandato tutti questi giocattoli. Li faccio vedere, queste biciclette, perché sono andate a ruba veramente, siamo andate a prenderle. Volevo ringraziare veramente questa donna che mi ha chiamato, ha detto: guarda Mirella, queste sono tutte le cose che ci ha regalato, siamo andate a prenderle, non vi dico la gioia e la felicità di questi bambini. Perciò grazie, o Graziella o Gabriella, non mi ricordo come si chiamava, perché veramente mi ricevo tantissime telefonate, però per noi molto importanti e molto utili. Soprattutto, ecco, l'accoglienza che si fa agli empori solidali, l'ascolto, l'accompagnamento, in un momento veramente di poco ascolto e dialogo. Cosa vuol dire, Presidente? Quanto è importante per la persona che arriva sentirsi un po' in famiglia, un po' protetta? Ecco, noi non guardiamo nel colore della pelle né da dove provengono, ma guardiamo come si comportano e i bisogni che hanno. Prego. Allora, dobbiamo considerare sempre che ci sia difficoltà o non ci sia, siamo persone, e come tali abbiamo il diritto di essere accolti, il diritto di essere accolti bene, con educazione, con affetto, con un sorriso. Davanti anche alla maleducazione dobbiamo saperla gestire, perché se ci mettiamo a dei livelli di reazione è chiaro che l'umano alcune volte fa uscire l'aspetto, diciamo così, non positivo e non piacevole. Per cui l'accoglienza verso la persona bisognosa deve essere
più che caritatevole, deve essere proprio umana, semplicemente umana, perché potremmo essere anche noi dall'altra parte. Chi ci garantisce che il nostro benessere oggi sia quello di domani? Vediamo che la vita sta cambiando, le spese per qualsiasi famiglia sono sempre più importanti e di conseguenza il nostro centro di ascolto, e spero quello di tutti in tutto il mondo, debbano essere accoglienti, cioè io accolgo un familiare e vedo come posso aiutarlo. Per cui non è che troverò sempre la soluzione, ma almeno posso essere lì un punto di riferimento, posso essere anche una voce di speranza o una persona che ti dà un po' di, non dico amicizia, ma di comprensione. Il tempo poi trasformerà il rapporto anche in amicizia. È molto importante questo rapporto che si consolida sempre di più e anche e soprattutto l'integrazione che stiamo cercando di fare, la condivisione, sono parole importanti per le solitudini e le fragilità. Prego, Presidente. La solitudine è un'altra piaga terribile che purtroppo sta emergendo per le persone di una certa età, le persone sole che non hanno una rete familiare, perché oggi con le migrazioni sappiamo benissimo che anche i nostri concittadini possono trovarsi soli con i figli che si sono allontanati per lavoro, per creare una famiglia. Per cui la solitudine sì è una grande piaga e noi dobbiamo assolutamente creare tutte quelle azioni, anche la visita a domicilio. Io rappresento anche la San Vincenzo e sappiamo che da sempre la San Vincenzo è stata vicino agli ultimi anche con la presenza e di conseguenza una voce amica, anche un colpo di telefono, perché la solitudine è un qualcosa di terribile, penso molto più pesante quasi della fame. Sentite cosa ha detto la Presidente Gabriella Mauro. Allora andiamo a Venezia, andiamo a sentire questo spreco alimentare, ricette Emporio. Andiamo a sentire. Da un lato i problemi economici di tante famiglie che soffrono situazioni di difficoltà persino nel riuscire a mettere il cibo a tavola. Dall'altro uno spreco alimentare diventato talmente persistente da avere assunto il carattere di problema strutturale della nostra società. Due questioni che l'Emporio della Solidarietà di Venezia combatte, oltre che con l'assistenza della spesa solidale per chi è in necessità, con un'educazione di lotta allo spreco alimentare ed un corso di cucina con relativo ricettario per un'alimentazione migliore. Si può mangiare bene, sano e senza sprecare del cibo, anche diciamo con un reddito piuttosto basso? Allora, l'anno scorso i nostri cuochi sono riusciti a fare un pranzo di Natale con 8 euro a persona, quindi sicuramente sapendo comprare bene e con accortezza qualcosa si può fare. Vero è che il tema dello spreco alimentare è un tema molto importante e lo spreco in Italia rispetto all'anno scorso è aumentato del 45%. Questo non è un buon segnale. Grazie all'aiuto dei suoi 80 volontari, l'Emporio della Solidarietà di Cannareggio ha erogato dal 7 novembre 2019 7.750 spese e attualmente aiuta 170 nuclei familiari in difficoltà. Ma perché l'aiuto sia completo, occorre offrire anche un approccio più consapevole alla spesa prima e alla cucina del cibo poi. Lo spreco è maggiore nelle famiglie di reddito basso piuttosto che in quelle di reddito alto. Questo sembrerebbe in realtà un ossimoro, ma purtroppo è così, perché comunque serve un'educazione allo spreco e non tutti la ricevono. Il corso di cucina e il ricettario vengono riproposti dopo il buon successo dell'anno scorso. Chi ha preparato le ricette? Chi se le ha inventate? Le ricette sono le ricette dell'Associazione Cuochi di Venezia, sono due cuochi, Renato e Roberto, che lavoravano per aiutare i ciechi a cucinare e quindi sono delle persone di una grandissima sensibilità e con grande capacità di inclusione. Allora, Presidente Mauro, quello che vogliamo capire, poi la Presidente Gabriella Mauro è un'esperta per quanto riguarda cene, organizzazioni, mercatini, ecco, teatro, musica, sta cercando proprio di mettere assieme tutto, facendo un puzzle importante che è anche la cultura. Ecco, non solo il mangiare ma anche la cultura, ma anche il mangiare fa parte della cultura, una borsa sana, una borsa della spesa che dia veramente dignità alle persona è molto importante perché arriva sempre meno. Io ho avuto anche un senatore
al quale ho detto, ecco, la scarsità di cibo che arriva, soprattutto il latte, ecco, io ho puntato molto sul latte perché è un bene prezioso per noi, e anche lui è rimasto un po' così perplesso, pure il 5 per 1000 facciamo sempre fatica ad arrivare, soprattutto la trasparenza su questi soldi che dovrebbero arrivare. Com'è la situazione dopo che abbiamo sentito, ecco, tutti cercano di fare squadra per aiutare? Prego. Allora, è vero che purtroppo il fabbisogno è sempre più alto e gli aiuti alimentari sono sempre un po' più scarsi, se così possiamo dire. Ma sebbene il Banco Alimentare ci fornisce di alcuni prodotti, non sono sufficienti assolutamente, anche perché non hanno continuità come il latte, come appunto tu dicevi. E allora ecco perché io sì, devo dire, come Presidente dell'Emporio e con tutto il gruppo di lavoro dobbiamo cercare di creare tutte quelle iniziative che sono, diciamo, fondamentali per poter coinvolgere il territorio, le aziende, le persone che possano aiutarci, per cui c'è chi ci dà la possibilità di, io dico proprio, di pagare la fattura della carne o del pesce, perché una buona e sana alimentazione ha bisogno di proteine. È inutile che noi continuiamo a dare solo la pasta. Una persona, sia un bambino che un anziano, ha bisogno di mangiare proteine sane, buone, e solo dolci non portano a nulla, ed è per questo che siamo particolarmente impegnati in questo periodo di, diciamo così, di spese sull'alimentazione, perché anche una famiglia normale comincia a ridurre frutta e verdura perché purtroppo i costi sono alti, e questo non è sano, perché noi dobbiamo sempre pensare che meglio mangi, più sano sarai e meno costerai anche alla sanità. Usiamo proprio questo, perché la persona anziana e i bambini devono avere certi e determinati alimenti, perché altrimenti non è aiutare, è uno sfamare, ma lo sfamare non vuol dire far star bene. Un'altra cosa importante è capire anche forse che bisognerà rivedere il tutto, non è, Presidente, che forse siamo in troppi, empori diretti, empori indiretti, parrocchie, tutti i comuni che dispensano, poi bisogna fare il giro delle 7 sorelle per avere una borsa decente. Non è che forse bisognerà fare un po' chiarezza chi deve distribuire e ha la possibilità di farlo e chi invece deve fare qualcos'altro? Beh, su questo diciamo che noi facciamo parte della rete degli empori della Regione Veneto, e questa rete devo dire che funziona tantissimo. Perché? Perché è coordinata, perché è finanziata, perché è seguita, perché c'è la formazione, ci sono dei dati diciamo così concreti dove si può veramente pianificare quello che sono gli aiuti. Il territorio, è vero, ci sono tantissime associazioni che fanno un po' di tutto, e credo che anche qui ci dovrebbe essere un maggior coordinamento, perlomeno dei tavoli di collaborazione, perché mi è capitato di recente di avere sentore di alcune mense che non hanno a sufficienza per poter distribuire, altri che ne hanno troppa, ma magari le distanze, diciamo così, non permettono una buona comunicazione. Per cui sì, sono d'accordo che ognuno dovrebbe fare, diciamo così, il proprio, ma assolutamente una rete di condivisione e di collaborazione, perché lo scambio, ecco, ritorniamo un po' al baratto, no? Lo scambio fa la differenza, perché se io ho troppo e tu non hai, ecco che metà ciascuno possiamo fare molto di più. Però, Presidente, facciamo fatica a fare squadra, siamo in tanti, ecco, tutti quanti cercano di fare il meglio, però non uniamo le forze. Io collaboro invece con la Presidente Gabriella Mauro da diversi anni e abbiamo veramente un feeling che è quello di capire l'importanza dell'aiuto. O vuoi aiutare o vuoi fare qualcos'altro. Ecco, non sarebbe il momento di far capire l'importanza della squadra che aiuta. Questo villaggio delle associazioni che avevo cercato di mettere in piedi con grande fatica, però vedo che fa fatica a stare assieme, ecco, ognuno vuole andare per conto proprio, ognuno vuole la propria visibilità, ma poi non si arriva ad aiutare come vorremmo aiutare le persone. Prego, Presidente. Diciamo che l'unione e la condivisione non vuol dire toglierci la visibilità, perché comunque ognuno di noi, o qualsiasi associazione, ha la sua visibilità, ha la sua mission, ha il suo gruppo.
Sedersi a dei tavoli di lavoro condiviso sicuramente ci permette di poter intanto imparare e trasmettere quello che ognuno di noi attraverso l'esperienza sa, ma sicuramente riusciremo a ottenere più risultati e soprattutto a coinvolgere più persone, perché ad esempio la distribuzione del cibo, è vero, tantissime associazioni danno la borsa della spesa, ma la borsa della spesa contiene più o meno sempre le stesse cose: la pasta, il pomodoro, la scatoletta di tonno, i biscotti e un litro di latte. Ma questo, se fosse unito, ecco che l'utenza arriverebbe, prenderebbe quello che è necessario, non farebbe la scorta, perché avrebbe la certezza di avere un punto di riferimento, delle persone che sono lì per accoglierle e dare loro quello che in quel momento hanno bisogno. Tutto il resto potrebbe essere, per evitare appunto lo spreco, potrebbe essere altro tipo di aiuto, perché oggi anche le bollette, ma soprattutto la grande difficoltà dell'alloggio. Io non so adesso come vivono gli altri territori, ma nel nostro territorio riuscire a dare una stanza, un posto letto, ormai sta diventando un lusso. Ed è una cosa vergognosa, perché ogni giorno si avvicinano delle persone e sicuramente noi dovremmo guardare diciamo, le cose senza giudizi, senza pregiudizi, perché comunque una qualsiasi persona che dorme sul ciglio della strada o su un parco non è dignitoso, non è accoglienza e soprattutto non è umano, secondo me. Allora adesso vi porto a Padova, andiamo a vedere queste cucine popolari ex canonica. Andiamo a vedere. È l'ombroso cortile della canonica del Tempio Antoniano della Pace a ospitare il racconto di mesi di lavoro. La prima parte del cantiere, la ristrutturazione della canonica realizzata negli anni 30 del secolo scorso, è concluso e l'ex casa del parroco è pronta a diventare una stazione di posta a servizio di persone e famiglie in condizioni di povertà o senza fissa dimora. E qui al primo piano ci sarà il servizio sanitario. Piano terra ci saranno 3 spazi di ascolto, perché è molto importante anche ascoltare le persone, non semplicemente dare dei servizi. Poi un deposito bagagli, che è un altro bisogno molto importante per chi è senza dimora, che ha quelle piccole cose che si porta dietro, che diventa la loro casa e non sa dove lasciarlo. Un segno allo spostamento delle cucine popolari in questo luogo costruito dai cittadini di Padova, che sciolsero un voto a Sant'Antonio che li protesse durante la prima guerra mondiale dall'invasione dei nemici. La ristrutturazione dell'ex canonica, prima parte dell'intervento, è stata realizzata grazie a 910.000 euro di fondi PNRR messi a disposizione del Comune di Padova. E anche la sua collocazione è importante, perché proprio all'ingresso della città è quasi come una modalità con la quale accogliamo studenti, visitatori che entrano in città, che la città dia il benvenuto tramite questa immagine di accoglienza, di attenzione a tutti, di attenzione per coloro che sono in difficoltà. Penso che sia un segno bello del volto della città di Padova. È un'eccellenza di Padova, questa eccellenza, perché uno si mette in testa questo è un posto per immigranti. No, non è per immigranti, è per tutti, padri separati, gente che non riesce a pagare più l'affitto, gente che è stata licenziata. Bisogna provare a vedere, andare dentro la cucina e vedere il panorama. Non è quello che si pensa, il panorama è diverso. Per cui ben venga questa iniziativa, noi siamo sempre al fianco. Entro dicembre sarà demolito lo stabile dell'ex patronato e ci sarà la posa della prima pietra. Entro il 2028 le cucine popolari si trasferiranno qui. Già partita una raccolta fondi. E lì sicuramente dovremo fare un appello a tutta la città, perché la Chiesa in questi anni ha messo via qualcosa grazie ai fondi dell'8 per 1000, poi abbiamo il contributo di AUSA, abbiamo il contributo della Fondazione Cariparo, ma sicuramente coinvolgeremo tutta la città, perché questa deve essere sentita come proprio un segno della città, che la città si prende a cuore e a cura delle persone più fragili. Quanto è importante, Presidente Mauro, sono le mense in questo momento? Io so che a lei sta molto a cuore questa
parola, perché purtroppo stiamo vivendo, voi non lo vedete ma noi sì, un momento veramente imbarazzante anche per noi. Sono persone per bene che hanno solo bisogno di essere supportate con del buon cibo, con dei vestiti, con l'ascolto. Ecco la famosa squadra che dovremmo fare, ma ancora non riusciamo a capire l'importanza di unire le forze. Prego. Sì, il nostro sogno sarà anche utopistico, ma vorremmo davvero fare una mensa, io la chiamo dignitosa, non che non lo siano le altre, e non vorrei essere fraintesa, ma una mensa che sia anche un punto di accoglienza, dove non mangi e basta, appunto, e te ne vai, perché le persone che nei nostri territori si avvicinano alla mensa è perché non hanno proprio la possibilità di avere, diciamo così, il modo di potersi fare il cibo, o non hanno una casa, o addirittura non hanno neanche un gas, usiamo proprio questo termine. Per cui la nostra mensa vorrà essere un punto di accoglienza dove una persona arriva, io dico, si lava le manine, trova degli amici, può guardare la televisione, se ha voglia di fare una partita a carte anche, per cui un qualcosa che non sia solo soddisfare il primo bisogno dell'alimentazione, ma anche quello della compagnia, quello di poter fare, diciamo così, un qualcosa di normale, il senso di appartenenza, creare una grande famiglia, perché oggi come oggi non abbiamo, noi siamo sempre convinti di avere la persona che arriva dall'estero, l'immigrato, il clandestino e quant'altro. No, signori, io vi posso garantire che si sta allargando troppo la forbice degli italiani, si sta allargando troppo la povertà degli uomini separati, delle persone che perdono il lavoro. Arrivi a 50 anni e cominci a non avere la speranza di essere più introdotto nel mondo del lavoro. È vero che si dice non si trovano persone per alcune occupazioni, ma vi posso garantire che non avere neanche una bicicletta e dover andare al lavoro, ma come vai al lavoro? È vero, noi possiamo offrirti l'abbigliamento, possiamo offrirti il cibo, cose di questo genere, ma non ti possiamo accompagnare nel mondo del lavoro, perché anche solo 4-5 chilometri sono tantissimi per chi non ha i mezzi. Per cui ecco perché credo nella rete e assolutamente penso che tutte le potenzialità sprecate che sono nel territorio, se ben raccolte e ben indirizzate, potrebbero aiutare molto di più. Vede Presidente, il problema è che qualcuno non vuole fare squadra. Io ho provato a farlo con la Caritas a Treviso, vado a retro Satana, non vi dico cosa è successo, e questo non fa assolutamente bene, lo dico perché è la verità, io sono abituata a dire la verità, addirittura Don Baratto mi ha detto di non disturbarlo più e per carità io non lo disturberò più, però dico quello che è. Ho scritto anche al Vescovo, spero che dia risposta, perché io volevo solo cercare di aiutare, questo è il problema, e invece non si riesce a fare squadra perché qualcuno vuole fare da solo, non c'è niente da fare. Poi vediamo quello che è successo, io ho scoperchiato il vaso di Pandora e poi avete visto il seguito, e questo ha dato molto fastidio, ha dato fastidio a qualcuno perché secondo qualcuno io non dovevo fare questo, dovevo stare qua seduta a fare il mio lavoro. No, cari signori, io è una vita che faccio questo, cerco di andare a vedere e di scoprire quello che non si vede per il bene della comunità. E veramente quello che ho fatto, a detta di molti, è stato sbagliato, a detto di tanti altri invece hanno detto che ho fatto una cosa buona. Io ho solo cercato di aiutare, ho fatto da tramite, e questo dà fastidio a qualcuno, perché purtroppo ci deve essere sempre il re, la regina e i principini, ma nel mondo del volontariato questo non può andare avanti, non può succedere, e questo fa del male a tutta la società, perché si cerca solo di aiutare, uniamo le forze, però ancora nel 2026 abbiamo, ecco, queste porte che non si aprono. Come si può fare per iniziare anche a dialogare in maniera diversa? Perché no, così non si arriverà da nessuna parte. È qui anche che la Regione dovrebbe chiarire chi fa cosa e come, perché non è che uno possa fare tutto perché si chiama un nome importante, non funziona così. Presidente, cosa dice? Lei ne sa qualcosa? Io penso una cosa, che questa situazione, chiamiamola così, internazionale ormai, che si è creata, vuoi le guerre, vuoi tutto quello che sta accadendo,
forse non eravamo neanche preparati ad avere questa ondata di povertà sommersa, perché qui non si tratta più degli ultimi, ma si tratta di ceto familiare normale che è scivolato verso la povertà. E questo purtroppo credo che anche le istituzioni siano, io dico, in difficoltà. Mi posso dire che nel mio San Donatese vivo un'isola felice, perché le istituzioni, le parrocchie sono vicine all'Emporio Solidale, e anche tanti privati e anche tante aziende, e devo dire anche i supermercati per la grande distribuzione, per cui ritengo di essere particolarmente fortunata. Perché in giro non funziona così. Devo dire che, e qui mi prendo anche un po' di merito, che l'associazione San Vincenzo de Pauli, che è nata negli anni 30 nel San Donatese, ha operato in maniera molto coerente, costante e silenziosa. Per cui oggi come oggi possiamo anche dire che raccogliamo il frutto di quel lavoro, di quei volontari che hanno sempre lavorato, e noi vogliamo essere la continuità. Per cui penso che oggi anche la politica sia in difficoltà, perché vediamo che purtroppo tutto costa, gli spazi sono sempre più difficili da recuperare e finanziamenti più, per cui, ripeto, noi ci risentiamo anche felici di far parte di questa rete degli empori solidali, perché 10 anni fa, quando appunto noi iniziamo questo progetto, eravamo un po' titubanti. Oggi come oggi diciamo che è una certezza che però deve essere sempre costante e monitorata, e se fosse possibile anche allargata, seppur credo con tante difficoltà. Ma credo che sia importante che tutte le associazioni che si occupano di povertà si rendano conto che il povero siamo noi ormai, e di conseguenza dobbiamo unirci. Su questo, Mirella, sono, diciamo così, assoluta. Se non si dialoga, se non ci si mette insieme, se non si cerca di sfruttare al meglio le risorse che abbiamo, avremo sempre difficoltà. Uniti si diventa una forza, su questo sono pienamente d'accordo. Un'altra cosa importante è anche capire il mondo del volontariato e i giovani. Io ho tutte le associazioni, voi li vedete, io cerco di invitare tutti quelli che posso, però tutti quanti hanno problema dei giovani, compresi gli alpini. Cosa si potrebbe fare per intrigare di più questi ragazzi? Adesso arriva l'estate, sono a casa da scuola, però a parte i centri estivi non è che ci sia molto nel territorio, e come facciamo per arrivare a loro? Se non sono le famiglie, ecco, che veramente hanno un percorso di volontariato, questi ragazzi, molti di loro non sanno neppure cos'è il volontariato, oppure pochi. Prego, Presidente. Allora, credo che i giovani non si avvicinino facilmente al mondo del volontariato perché non lo conoscono, perché non vengono fatte azioni sufficienti perché loro possano, diciamo, aderire a delle progettualità. Ti posso portare la nostra esperienza. Noi collaboriamo molto con le parrocchie, come ti dicevo, e con le attività di Greste, meglio che con i salesiani e quant'altro. Dobbiamo accoglierli quando loro possono, quando loro hanno il tempo, perché dobbiamo anche pensare questo, che un ragazzo è difficile che abbia una giornata di scadenza, che prenda l'impegno per 8 ore, cose di questo genere. Noi li abbiamo inseriti, noi diciamo, in base alle loro tempistiche, ai loro bisogni, ma anche cercando di cogliere tutte quelle idee e soprattutto potenzialità ed esperienze che loro hanno, e cerchiamo di applicarle e di usarle, per cui dobbiamo fare un volantino, ecco, che è inutile che, no, inutile, è meglio che lo facciano loro, perché più creativi, più innovativi, più tecnologici, cose di questo genere, per cui non mi aspetto che un ragazzo che viene da noi si metta a pulire la verdura, ma desidero che conosca e frequenti l'Emporio Solidale, e quando c'è da fare qualcosa, tipo, non so, le raccolte alimentari, tipo la preparazione dei giocattoli, tra poco faremo un torneo di burraco, che siano presenti proprio per conoscere quello che è il mondo del volontariato.
Ho speranza su di loro, sì, perché noi ne abbiamo alcuni che sono veramente deliziosi e soprattutto mi dicono: guarda, in questo periodo ho degli esami, non posso, però ci vediamo magari la prossima settimana. E noi diciamo sempre sì, perché è giusto aspettare anche le loro e rispettare soprattutto i loro bisogni. Allora, volontariato e burocrazia, un altro tema molto importante, delicatissimo, ma che crea molti problemi. Prego, Presidente. Hai toccato un tasto terribile, la burocrazia, se ben necessaria, perché bene o male noi spendiamo anche soldi pubblici, però non possiamo essere così bravi a seguire una tempistica, una rendicontazione, una progettazione e tutto quello che segue senza l'aiuto di professionisti. Perché oggi come oggi anche il semplice essere iscritti a RUNTS comporta bilanci, dichiarazioni, documenti, sì, tanto, per cui forse la cosa, credimi Mirella, che come Presidente mi preoccupa di più. Mi preoccupa di più perché penso che alcune volte di non essere quasi all'altezza nel preparare tutto nel modo giusto, nel contesto giusto. Perché se guardiamo, ad esempio, noi ritiriamo presso i supermercati questi prodotti che non sono più vendibili e che usufruiscono della legge Gadda. Per cui ritira, prendi i DDT, pesa, controlla, fai di nuovo le fotocopie, inviali alle aziende o fai i contatti. Cioè, veramente ci mette un po' in difficoltà perché non è il nostro mondo. Noi siamo un po' più forse del fare, quello di donare il cibo più che vedere il percorso che fa. Sì, la burocrazia alcune volte è un po' pesante. Poi dobbiamo anche sempre guardare che tutte le persone che vengono ad aiutare è giusto che siano assicurate. Poi noi collaboriamo anche con il Ministero di Grazia e Giustizia, con i comuni, con i progetti RIA, web, e tutte le persone che vengono da noi, sebbene siamo disponibili all'accoglienza, però è giusto ed è corretto rispettare tutte quelle norme di sicurezza che sono per la tutela della salute di queste persone. Per cui sì, viviamo una doppia faccia, il volontariato che però deve essere anche azienda e questo non è sempre facile. Non è sempre facile. No. Un'altra cosa importante è anche capire nel 2026, ormai abbiamo passato i primi 6 mesi, cosa comporterà se qualcuno ascolterà, perché le riunioni a livello regionale si stanno facendo, si sono fatte. Cos'è che la preoccupa di più, Presidente? Visto le tante richieste e anche il mondo politico, diciamo così, ha continuamente tante proposte, tante richieste e ho il timore alcune volte che questo grande progetto, meraviglioso progetto degli importi solidali possa non avere il finanziamento. Questo alcune volte mi crea ansia perché la ruota, diciamo così, in questo momento è perfetta, corre bene. Tutti credo, e questo mi sento quando facciamo questi incontri con la Regione Veneto, con, io dico anche il funzionario, i direttori, parlo della dottoressa Midena, parlo di altre persone che salutiamo sempre con affetto e soprattutto con tanta gratitudine, che funziona perché siamo monitorati, siamo condivisi, abbiamo questi nostri finanziamenti e dico, Signore, fa che non si fermi mai questa macchina perché per noi è troppo importante, è necessaria perché questo ci dà il volano. Dopo noi, con tutta l'energia del mondo volontariato, aggiungiamo, allarghiamo, ci impegniamo, diamo tutte le ore lavorative possibili e immaginabili, però è necessario che il finanziamento sia una certezza, questo sì. Questo è fondamentale perché è quello che regge, non c'è niente da fare, se non ci sono questi finanziamenti non vai da nessuna parte. Andiamo a vedere anche a Padova questo codice rosso, andiamo a sentire.
È stato il braccialetto elettronico a tradirlo. Un 56enne di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, è finito in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. Si era piazzato con il suo autocarro a 40 metri dal posto di lavoro della donna in via Euganea, sapendo perfettamente dove lei lavorasse. L'allarme è scattato in automatico il 1° giugno, quando il dispositivo elettronico ha rilevato la violazione della distanza minima di 500 metri imposta dal giudice. Una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto e ha trovato l'uomo a bordo del camion. Interrogato sul motivo della sua presenza, ha ammesso tutto spontaneamente. La misura cautelare risaliva ad aprile, dopo la denuncia della donna. L'uomo non accettava la fine della loro relazione e aveva cominciato a simulare gesti di autolesionismo e a lasciarle lettere d'amore sul parabrezza della sua auto. Il giudice ha convalidato l'arresto. L'uomo si trova ora recluso nella casa circondariale di Padova. Ai banchi solidali, agli empori solidali arrivano molte donne in difficoltà, con noi si aprono, discutono anche con le volontari, l'accoglienza è fondamentale. Però io lo so a San Donà, però da noi non è che vedo questo passaggio delle pari opportunità, e sì che sono venute, le ho anche invitate in trasmissione. Ecco, l'importanza, anche la politica ha messo in piedi delle istituzioni che sono fondamentali, però non riesce a dialogare, non c'è niente da fare. Io non li vedo i banchi solidali. Io ho avuto, ad esempio, l'altro giorno una mediatrice culturale che mi farebbe piacere anche che Gabriella Mauro conoscesse, che dice: uniamo le forze, cerchiamo di aprirci di più, dobbiamo essere più accoglienti, capire quali sono i bisogni anche di queste donne, dovete uscire di più, ha detto lei, dovete andare a controllare i vostri ragazzi. C'è questa volontà di unire le forze, però sì. Io ho notato una cosa nel nostro territorio, che ci sono queste comunità che crescono e che diventano, diciamo così, gruppi di forza, stanno diventando anche gruppi di forza, diciamo, politica, dove cercano di soddisfare e di creare integrazione, ma sempre un'integrazione di gruppo. Il singolo ha delle difficoltà. Perché? Perché come giustamente sarà ed è che ogni diciamo, persona voglia mantenere le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria alimentazione, ma l'inserimento in un nuovo paese che tu hai deciso di frequentare e di rimanere istanziale come io dico in Italia, l'Italia è molto accogliente, offre molto. E se hai voglia di integrarti ci sono i corsi di italiano, c'è l'accompagnamento verso le varie associazioni, verso le amministrazioni per avere i documenti. Cioè, io noto che l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ai corsi di formazione se per caso non hai ancora delle buone competenze, c'è molto. Mi chiedo anch'io alcune volte perché le donne continuano a rimanere a casa e dopo anni non sanno ancora parlare la propria lingua. Questo cosa vuol dire? Che non è che tu rinunci alla tua lingua madre, ma il vero inserimento è conoscere il paese in cui tu hai deciso di abitare, di far crescere i tuoi ragazzi e anche andare a colloquio con l'insegnante. È bello che la mamma accompagni, vada e parli con l'insegnante e che non ci sia un altro fratellino che fa da traduttore. Per cui il vero inserimento e integrazione deve essere facilitato da parte nostra, ma anche fortemente voluto da tutte le persone che hanno deciso di stanziarsi qui con noi. E con queste parole io ringrazio Gabriella Mauro, Presidente Emporio Solidale di San Vincenzo di San Donà di Piave. L'ultimo messaggio a chi lo dedichiamo, Presidente? Io direi a tutte le persone che hanno scelto l'Italia dove continuare a vivere e dove pongono tante speranze
e soprattutto una voglia di migliorare le loro condizioni di vita, di cultura, per cui dico a tutti: cerchiamo di camminare insieme perché c'è spazio per tutti, cibo per tutti e cultura e amicizia per tutti. Grazie, veramente grazie a Gabriella Mauro di essere stata con noi, grazie ancora. Adesso andiamo a vedere il vostro segno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Conegliano e precisamente davanti al municipio. Ci sta aspettando il sindaco per un caso sempre particolare. Entriamo. Permesso? Avanti. Buongiorno sindaco, buongiorno, grazie di averci ricevuto. Buongiorno Silvia, qui abbiamo la Silvietta, ciao Silvietta. Ciao, ti vedo con un sorriso quando arriva la Mirella, sorridi. Io ieri le ho telefonato, ci siamo parlati, lei ha capito il caso per il quale siamo qua questa mattina per aiutare questa persona che ha anche una disabilità, che aveva il terrore di uscire di casa e non avere più una casa. Io so che lei ha fatto un bel regalo questa mattina perché non lascerà la casa per il momento Silvia. Questo mi fa molto piacere, sindaco, perché ha preso il caso a cuore e questo dovrebbero fare i sindaci, perché sono dei casi un po' particolari. Cosa vuole dire? Beh, intanto ringrazio te Mirella, ma soprattutto do un in bocca al lupo a Silvia perché è una persona dalla grandissima dignità ed è una persona che ha dato tanto, perché dà tanto anche nella forma di volontariato, perché non è una persona che chiede ma una persona che dà, e il fatto che oggi sia venuta qua tu insieme a lei è la dimostrazione di quanto bene state facendo voi, ma soprattutto di quanto bisogno c'è anche di aiutare le persone. So che lei viene dalla nostra famiglia, perciò la solidarietà e soprattutto il volontariato è una cosa importantissima, che io sono convinta che il sindaco farà una buona strada se sta vicino a questo mondo, perché è un mondo che fa capire tante cose. Quando lei è entrato in questo ufficio, dopo aver fatto questo giro, cosa le è rimasto di più nel cuore? Ma guardi, questa mattina siamo stati a visitare le scuole, come dice lei, siamo stati la nostra famiglia, veramente situazioni incredibili di persone che si prestano per aiutare gli altri. Una scuola di eccellenza, però ti rimane nel cuore il pensiero che ci sono tante persone da aiutare, e questo è quello che state facendo anche voi oggi. Adesso parliamo con Silvia. Allora Silvia, hai sentito, per quello stai sorridendo, poche lacrime e tanti sorrisi stamattina. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta, Silvia? Sono contenta, siete una cosa grande, che aiutate molte persone in difficoltà, perché vi seguo anche televisivamente parlando e siete veramente eccezionali. Poi tu Mirella hai un cuore grande. La grande famiglia ha un cuore grande. Allora, per dimostrarti il cuore grande, intanto prendiamo l'assegno. È un assegno delicatissimo, è fatto di tante persone, anche con piccole cifre, che ogni settimana riescono ad aiutare queste persone. Allora io vorrei che la grande famiglia, che è questa, reale, ecco, fosse lei a consegnare questo assegno per far capire anche ai sindaci quanto importante è star vicino alla gente, che la gente risponde con cose concrete, con i soldi. Ecco, Silvia. Un ringraziamento particolare va ai telespettatori, perché se oggi possiamo dare questo assegno è per tutto quello che sta facendo Mirella, ma anche per l'aiuto che tutti i telespettatori stanno dando, anche con piccole cifre. Penso che il segnale sia questo, non siano grandi cifre, ma sia quello che ognuno di noi può fare in base alle proprie possibilità. Bastano piccole cifre, perché poi è la somma che fa il totale, diceva Totò, per cui la verità è questa, e questi 1.500 euro spero possano esserti di aiuto e sollevarti un po' il mondo. Grazie, gentilissimo, grazie sindaco. Grazie a tutti voi di Rete Veneta per questo aiuto qua, grandissimo, grazie, molto, molto gentili. E anche questa settimana siamo riusciti a far sorridere una persona triste. Grazie anche al sindaco, bisogna dirlo. Grazie, alla prossima!